Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Si esce poco la sera, compreso quando è festa. E c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. E si sta senza parlare per intere settimane. E quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione e tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà 3 volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. E ci sarà da mangiare, luce tutto l'anno. Anche i muti potranno parlare, mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore, ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico, e come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi, 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 vedi caro amico, cosa si deve inventare per poter riderci sopra, per continuare a sperare. E se quest'anno poi passasse in un istante, vedi amico mio come diventa importante che in quest'estate ci sia anch'io. L'anno che sta arrivando tra un anno passerà. Io mi sto preparando. È questa la novità. Bentrovati sportivi siciliani, seconda puntata di Penalty, un anno di sport. Ieri nella puntata abbiamo visto i primi 6 mesi del 2021, oggi invece parleremo dei mesi estivi di Penalty con l'evento dei Penalty Awards e poi l'inizio di quella che è attualmente la stagione 21-22. Pertanto buona visione e ci vediamo dopo per i saluti finali.
con il sinistro, il pallone a girare dove c'è il libero Urso, attenzione di sinistra, il pallone in rete! E il Giarre passa in vantaggio. Pallone sul sinistro, dentro morbido per Cucusta, forse con un braccio Anzino, il pallone calciato di prima intenzione da Franzino verso il secondo palo, con il pallone che colpisce la base del palo alla destra della porta, difesa da Barbagallo. Per Piuca, prova a calciare, invece serve Russo sulla sinistra, Russo, il pallone dentro, un po' si ribatti, poi attenzione, ancora il pallone in traversa, la palla che forse ha varcato la linea, ma si gioca, forse ha varcato la linea il pallone, ma ovviamente non abbiamo replay a disposizione, facciamo giudicare chi sta guardando le immagini, scontro all'interno dell'area di rigore, finisce a terra Girgenti, tutto regolare da parte dell'arbitro, c'è a terra anche un giocatore del Giarre, ancora lui, il tocco dentro per Sene Papè, Giuffrida, lo scambio con Franzino, rapida adesso Lenna, Navarrete, punta alla porta, calza con il destro, pallone che però si impenna e finisce oltre la linea di fondo. Guarda, rinunciatario fino a un certo punto, è chiaro che incontravamo una squadra forte, una squadra importante ed è normale che magari c'era da soffrire un po', è chiaro che abbiamo sofferto su qualche palla alta ma mai in maniera particolare, poi purtroppo abbiamo preso gol alla fine del primo tempo, magari quello ha spostato un po' gli equilibri, ma nel secondo tempo è stato una grande squadra che è stata la mia, meritavamo di pareggiare, credo che l'avremmo meritato, però fa parte del calcio. Capita, poi alla fine abbiamo finito con tanti attaccanti, abbiamo cercato tutte le maniere di poter raddrizzare, però è chiaro che nel calcio ci sono degli episodi che poi alla fine la possono cambiare. Io ai miei ragazzi non ho nulla da rimproverare, anzi devo fare complimenti perché hanno fatto un'ulteriore prestazione importante e alla fine abbiamo fatto quello che c'era da fare, forse abbiamo fatto anche qualcosina di più. Noi dobbiamo andare nei playoff, abbiamo fatto una semifinale per andare in Serie D contro una grande squadra, per cui complimenti ai miei ragazzi. Noi avevamo la voglia di ritornare in campo, avevamo la voglia di ritornare alla normalità. È chiaro che è stato un po' anomalo, però l'abbiamo accettato, l'abbiamo fatto, per cui io quando si tratta di entrare in un rettangolo di gioco ci entrerei tutti i giorni, anche di notte, per cui per me va bene così.
un altro grande protagonista della stagione 2021 è venuto a trovarci qui negli studi di Penalty. Abbiamo il presidente Arialdo Giammuso, presidente della Nissa. Tra l'altro mi ha anche portato, lo gradisco tantissimo, il gagliardetto di questa Nissa di cui si parla un gran bene. Intanto ben trovato. Grazie per aver accettato il mio invito. Un saluto a lei e a tutti gli ascoltatori, i telespettatori che ci stanno guardando oggi. Io sono veramente molto lieto di essere qui per poter portare anche a livello televisivo il nostro progetto Nissa con la massima diffusione, perché è stato un campionato molto difficile. Sì. Partivamo praticamente da zero, una squadra che non esisteva quasi più nell'ambito del calcio regionale. Il compito era arduo, ma siamo riusciti di nuovo a far parlare di Nissa in tutta la Sicilia e anche oltre, perché abbiamo tantissimi tifosi che ci seguono dall'estero. D'altra parte il vostro capoluogo di provincia è un capoluogo di provincia con un bacino considerevole, pertanto rappresentare tutto quell'Interland vuol dire anche essere presenti non soltanto in Sicilia ma al di là dei propri confini. Chiaramente con i pro e contro, perché lì ci mancherebbe, poi un po' in questo caso avete sofferto anche un po' con la San Cataldese. E chiaramente crei subito entusiasmo con il campionato d'eccellenza, invece Caltanissetta era abituata ad altri palcoscenici e quindi è sicuramente il compito un po' più difficile, però noi non demordiamo, siamo andati avanti ristrutturando la società, creando delle belle situazioni che possono ben rappresentare la Nissa e possono chiaramente essere da base per un futuro che abbiamo pensato. Ha trovato qualche difficoltà inizialmente nel suo progetto? Perché insomma ci sono stati momenti in cui lei aveva mollato, poi è rientrato, quindi evidentemente questo suo percorso di crescita forse a qualcuno non andava bene? Chiaramente io ho una visione molto aziendalistica della gestione di una squadra di calcio. Quando chi mi sta attorno non riesce a seguirmi, io preferisco fare un passo indietro oppure poter mettere in pratica e implementare ciò che io dico. Quindi io avevo preferito fare un passo indietro, poi sono stato richiamato dalla società, dagli resto dei soci, quindi siccome io non sono tipo che molla, ero affezionato al progetto Nissa e alla mia città in ugual maniera, e quindi sono ritornato da presidente e sto portando avanti quello che volevo realizzare all'inizio alle vesti di direttore generale. Dopo il suo ritorno è tornata un'altra Nissa, anche dal punto di vista tecnico ci sono stati altri ulteriori inserimenti che hanno fatto sì che la Nissa diventasse una squadra che non era soltanto una mina vagante, era una bella realtà che poteva tentare anche la scalata alla Serie D. Chiaramente quest'anno è stato difficile perché abbiamo fatto ben 3 squadre. Sì, è vero. Quella di inizio campionato, poi vero. Durante il Covid molti pezzi pregiati della nostra squadra, se possiamo chiamarli così, sono andati via. Quindi grazie al direttore Bonsignore, che è poi subentrato, diciamo, al campionato in corso, con il quale abbiamo fatto un bellissimo lavoro, e la sua esperienza è stata fondamentale per questo processo. Un uomo di campo serve sempre. È un uomo di calcio da tanto tempo, è stato con la Nissa in Serie D, San Cataldese, quindi ha una grandissima esperienza. Io che faccio calcio da appena un anno, quindi ho beneficiato della sua presenza e anche dell'esperienza del nostro mister, che essendo giovane però ha una buona esperienza, delle buone capacità. Infatti ci è piaciuta molto anche la scelta del mister, perché un mister giovane, grande piazza, esperienze positive precedenti interessanti, ma essere catapultato in questa realtà probabilmente, non dico che è stato un rischio, però è stato una piacevole sorpresa, ma non credo soltanto a noi addetti ai lavori, ma soprattutto anche all'interno della società. Secondo me un imprenditore, in questo senso un presidente di squadra di calcio, deve anche fare qualcosa di più, perché era facilissimo prendere un mister rodato, di grande esperienza, di grande fama, è la cosa più semplice in tutto, quindi bisogna anche cercare di vedere un po' più in là e vedere delle persone che sono giovani, che possono ben fare e soprattutto i giovani sono quelle che hanno maggiore voglia di mettersi in mostra, maggiore voglia di lavorare bene e maggiore voglia di fare carriera. Quindi
è importante partire per me dai personaggi giovani, così fece Berlusconi con Certo, Sacchi. è vero. La domanda cattivella gliela devo Sì. fare, perché è giusto, insomma, anche un po' chiacchierare adesso che siamo tutti a bocce ferme perché il campionato è finito e dobbiamo anche pensare soltanto a rilassarci e un po' a sorriderci. Tra l'altro ci prepariamo anche ai Penalty Awards, che è l'evento del calcio dilettantistico siciliano. La domanda cattivella nasce da questa, chiamiamola rivalità, anche se la parola rivalità non mi piace, però effettivamente lo è, perché due cittadine belle, importanti come San Cataldo e in questo caso come Caltanissetta si sono trovati quasi un po' a beccarsi. Ho visto che lei, insomma, sui social cercava sempre di stemperare questo stato di tensione, ma la tensione comunque effettivamente era percepibile. Perché è nata questa tensione, Ma c'è un questo contrasto? Questo campanilismo, questo contrasto tra Caltanissetta e San Cataldo da sempre, cioè non è, storicamente ci sono state questo è anche vero. Pure delle guerre fra le due città, quindi storicamente c'è questo, anche se dal punto di vista commerciale sono due società che collaborano in maniera egregia, dal punto di vista di amici, abbiamo tutti gli amici in comune tra Caltanissetta e San Cataldo. Siete quasi attaccati. Però quando c'è qualcosa dove subentra l'agonismo, anche con una gara, la gara delle pulci, ci sarebbe rivalità così come c'è stata. Quindi è piacevole, crea stimoli, perché la rivalità, la competizione crea stimoli. Io sono contento naturalmente che la San Cataldese sia approdata in Serie D, lo ha meritato tantissimo sul campo, quindi mi sarebbe piaciuto disputare la finale. Lo abbiamo percepito anche. E penso proprio che non sarebbe finita. Ma io credo male. che comunque, lo dicevo con molti giornalisti della zona, io credo che comunque il percorso di crescita di una società passa anche attraverso alcuni momenti. Questo momento che avete vissuto, quasi chiamiamolo di delusione, è un momento che potrà servire comunque per sviluppare nuovi obiettivi. Ma chiaramente il nostro obiettivo di inizio anno non era quello di vincere il campionato, essendo noi una matricola, certo, anche per rodare bene l'organizzazione che abbiamo costruito, e secondo me è stato, tra virgolette, meglio rimanere in eccellenza e costruire ancora. Quindi non chiederai il qualcosa. ripescaggio allora? Io penso assolutamente. Bene, no, perché mi piace no. questo fatto che i presidenti dicono no, io la promozione la voglio sul campo. Ma non è una questione di vincerla sul campo, si potrebbe anche chiedere, perché magari la piazza potrebbe... Penso che avreste anche i titoli. Però dico, abbiamo i titoli, però dico una cosa, è più bello arrivarci attraverso il campo, creando l'entusiasmo del tifo, che il nostro pubblico era quasi scomparso, quindi abbiamo dovuto lavorare anche per creare un appeal. Chiamiamola la Nissa 3.0. Una bella Nissa 3.0, mi così piace. Di buon auspicio. Allora noi facciamo una cosa importante, ci guardiamo una bella clip che racchiude un po', in un certo senso, proprio la stagione 2021 di questa Nissa, che io, tra parentesi, metterei anche come squadra rivelazione della stagione. Questo traversone, attenzione il colpo di testa, ecco questo pallone che arriva sulla traversa, incredibile azione, poi c'è il traversone in aria, non arriva verso Campanaro perché la difesa libera ancora la Nissa, ancora con Prestia da questa parte che cerca Deichel alla grande a recuperare il pallone, entra in area di rigore Prestia in mezzo e non ci arriva Campanaro. Di Salvo che butta tutto il pallone in area, vediamo un poco, colpo di testa, Prestia, il miracolo di Sansone. Stadio
Esteneto di Agrigento, ultimo turno del triangolare valevole per la pulla promozione di eccellenza girone A. La Nissa di mister Bognanni rende visita all'Agragas di mister De Gaetano, entrambe reduci da un pari nella prima e seconda giornata del triangolare. Oggi si giocano una fetta importante per la qualificazione alla finale di categoria. Si mette in proprio Reducci, allarga la sfera lì dove Gallon prova a rientrare sul destro, flebile il suo tentativo, facile preda dell'estremo difensore dei giganti. La risposta è l'Agragas, non tarda ad arrivare al decimo, il tracciante profondo non è preciso, Conti si avventa sulla sfera, Gambino che porta in vantaggio la compagine agrigentina, complice un misunderstanding della retroguardia bianco-scudata. Non arriva Gheba, arriva col piedone il numero 9 biancazzurro e può gonfiare la porta ormai sguarnita. Agragas in vantaggio dopo appena 10 minuti di gioco. 13° recupero palla rabbioso di Tosto che può mandare in verticale Prestia a tu per tu con l'estremo difensore avversario. Prestia alza troppo la mira, il folletto di mister Bognanni. L'ultima emozione della prima frazione di gioco arriva proprio allo scadere del 45°. Prestia si mette in proprio, mette dentro proprio per la corrente. Bellanca prova a battere a rete ma trova la risposta reattiva di compagno. Al 55° però matura il raddoppio agrigentino, infatti il cross dalla destra, la sfortunata deviazione di Salvo inganna Keba per il raddoppio dell'Agragas. Un harakiri della retroguardia bianco-scudata, filtrante di Ilario è geniale per l'inserimento di Stassi che può presentarsi a tu per tu con compagno e batterlo. Accorcia le distanze la compagine di mister Bognante, il radente di Giorgio Stassi. Terminano qui le speranze della Nissa, triplice fischio all'Esseneto, sarà l'Agragas ad affrontare in finale la San Cataldese, ma onore alla Nissa, matricola del campionato di eccellenza che si è giocata fino all'ultimo minuto le speranze di accedere alla finale di categoria. Siamo con Luca Di Gregorio, il rappresentante che inseriamo nello spazio mensile dell'AIAC del Comitato Provinciale di Catania. Ciao Luca, ben trovato. Buonasera Ettore, buonasera a tutti i telespettatori e grazie per l'invito. Allora, anche tu con questa bellissima t-shirt firmata Freddoneve, il patron del grande marchio Tony Freddoneve ha fatto le cose in grande, ha abbinato il suo marchio all'AIAC, ce lo ha già detto il presidente. Voglio sentire una tua battuta. Sì, grazie all'amicizia, alla collaborazione di Maurizio Ciancio abbiamo conosciuto il signor Freddoneve. È stato Però subito... attenzione, perché a penalty Freddoneve già lo conoscevano, perché noi abbiamo il nostro sponsor che puntualmente mettiamo qua col pallone. Assolutamente, no? Io naturalmente parlavo dell'AIAC, ho esposto il nostro progetto, ne ho parlato prima con il presidente Tosto e tutti siamo stati felici e contenti di fare questo matrimonio. Un brand nuovo per un'AIAC nuova? Sì, si è rinnovata l'AIAC da pochi mesi, sia a livello regionale con il presidente Sorbello, sia a livello provinciale con la presidenza Tosto, con un nuovo consiglio che ancora, ecco, mi vede appartenente a questa squadra, quindi stiamo facendo, ecco, delle cose nuove. Si parte anche dall'abbigliamento, si parte da queste dai dettagli, ecco, che fanno fare delle cose diverse. Tra l'altro ne parlavamo proprio anche con il presidente, siete stati in tour toccando poi la realtà pratica degli allenatori nei loro posti di lavoro. Sì, una bellissima iniziativa che già avevamo iniziato l'anno scorso, poi c'è stato il virus, comunque non si era, ecco, concretizzata come quest'anno. Abbiamo fatto tantissime visite, soprattutto alle scuole calcio, è stato un gran successo. Qualcuno comunque
lo faremo ancora anche dopo le ferie, continueremo a settembre perché sono tantissime a Catania e provincia, però abbiamo fatto veramente un grande giro, siamo stati nelle squadre catanesi di eccellenza, quindi un bel lavoro, un lavoro di scambio di idee, un lavoro di... Avete trovato disponibilità? Perché sai, spesso e volentieri alcuni allenatori un po' sono restii. Ma anche con le problematiche, con qualche polemica. Chiaro, ma ci può anche stare. E quindi noi, l'AIAC esiste anche per questo, non si era mai fatto prima, il nostro slogan ora è che l'AIAC va dagli allenatori e non il contrario. È la mossa vincente e credo che la mossa che possa dare modo a tanti altri allenatori che erano un po' scettici sull'associazione di far parte del gruppo. Assolutamente, ci sono tantissime iniziative, a parte i corsi di aggiornamento che quelli sono obbligatori, appena il virus lo permetterà, che finirà tutto, faremo degli incontri con degli allenatori diciamo anche di categorie superiori, professionisti. Abbiamo fatto in questi mesi webinar che sono i seminari online con gente di spessore, con Pasquale Marino, col prof Bella, tra pochi giorni ci sarà Vincenzo Di Muro, col mister Foti, ecco ci siamo mossi devo dire anche bene. Sono contento quindi... e poi tutto questo si conclude con i Penalty Awards giorno 7 agosto, dove lì c'è la passerella anche piacevole, perché è fondamentale farsi vedere anche sul posto. Sì, ogni anno organizzi magistralmente, ormai è diventato veramente un appuntamento. Un appuntamento fisso, un appuntamento importante. Quest'anno tra l'altro in una cittadina che tu conosci bene, dove io ho giocato, dove sono rimasto legato con tanti amici. Se non sbaglio sei stato 2 anni? Sono stato un anno, una stagione, con Gattopardo, con Falsone allenatore, ho conosciuto Totò Catania, il direttore, era presidente all'epoca. Quindi il ritorno a casa di Luca Di Gregorio, ma con un altro ruolo, quello dell'AIAC. Sono contento di partecipare ogni anno ai tuoi premi, ecco, diventa un appuntamento fisso molto importante. Luca, colgo l'occasione a questo punto per una battuta veloce su Giarre e San Cataldese. Il mister Tosto ha insomma detto delle parole importanti soprattutto per i 2 allenatori che sono decisamente catanesi. Il presidente ha già fatto i complimenti. E il tuo pensiero sui invece? Social, io mi accodo al presidente, a Gaspare e ad Alessandro, sono allenatori catanesi, quindi ribadiamo ora anche in televisione, dopo sui social abbiamo fatto i complimenti. Meritata la vittoria? Assolutamente sì, secondo me sì, il campo è il giudice supremo, secondo me sono state anche le finali giuste, erano quelle le 4 squadre. Anche se la San Cataldese in finale ha quasi massacrato l'Agregas. Sì, poi la differenza si è vista anche in campionato, ecco, ma le finali più o meno erano queste, Giarre e Siracusa era la finale più giusta, i valori in campo erano quelli, quindi sono andate in lì le squadre più forti secondo me. Per chiudere la tua bella chiacchierata parliamo di Luca Di Gregorio. Sei stato un po' sfortunato perché la stagione in cui dovevi mettere in luce alcuni giovani importanti del calcio dilettantistico con la rappresentativa è stata una stagione sospesa il primo anno, sospesa anche il secondo. No, il secondo proprio non si è proprio partiti. Purtroppo che cosa succederà adesso? La salute è la cosa primaria, quindi sappiamo. È successo l'anno scorso una cosa incredibile, quindi che nessuno si aspettava, però ecco, la salute viene al primo posto e quindi ci siamo dovuti fermare. Rimarrai in federazione? Spero di rimanere, di completare il mio lavoro che era iniziato l'anno scorso. Spero a settembre di ricoprire ancora questo ruolo, di completare il mio incarico e di andare a fare il torneo delle Quindi regioni. metti da parte una possibile proposta anche di qualche squadra dilettantistica? Non metto da parte nulla, ho parlato anche con la federazione. Il calciomercato si muove, ormai è già esploso. Però ecco, completare questo lavoro, ecco, non mi piace lasciare le cose a metà, è una bellissima cosa. Anche perché è una vetrina importante. Fare il torneo delle regioni è una bellissima cosa importante. E non capita tutti gli anni, questi incarichi sono annuali, ogni 2 anni si cambia, quindi
è un'opportunità che volevo completare, quindi ci sarà mai dire tempo mai queste... però, mai assolutamente, dire mai. Questo sì. Bene Luca, allora io ti ringrazio, così come ringrazio tutta l'AIAC che è stata in questi ultimi mesi presente qui all'interno di Penalty. Questa stagione si conclude qui con la tua presenza, e che cosa vogliamo augurare a tutti gli sportivi siciliani quando si ritornerà in campo? Ma auguriamo intanto di ritornare alla normalità, ecco, da settembre di ritornare a campionati regolari come prima. Regolari parlo perché gli ultimi mesi sono stati un po' difficoltosi. Sì, si sono dovuti fare i salti mortali per fare completare i campionati, la Serie D addirittura ancora, sì, ci sono infatti dei recuperi, quindi l'augurio è che si ritorni alla normalità prima possibile, ma soprattutto dal punto di vista sanitario, ecco, che questo virus se ne vada via veramente completamente. Il Presidente ha detto che va subito in vacanza e poi lo ritroveremo giorno 7 ai Penalty Awards. Anche tu vai subito in vacanza? No, il Presidente può e quindi lo fa. Il Presidente può, gli altri no. È sempre il Presidente, io lo farò magari più avanti, tra qualche settimana. Grazie Luca, un in bocca al lupo per tutto e ci vediamo giorno 7. Grazie a voi e a presto. Buon lavoro a tutti. Grazie. Benvenuti alla nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. È una puntata speciale perché finalmente presentiamo le nomination per quanto riguarda i Penalty Awards 2021, che si svolgeranno a Palma di Montechiaro, nella bellissima provincia agrigentina, sabato 7 agosto a partire dalle ore 19. Naturalmente è un appuntamento a cui tutti voi siete invitati. In questa nuova edizione dei Penalty Awards 2021, dato che il campionato di promozione ed il campionato di prima categoria quest'anno non è andato in scena, saranno di scena i protagonisti invece del campionato di Serie D, ma attenzione, saranno tutti siciliani. In questa edizione dei Penalty Awards saranno premiati il miglior giocatore siciliano del campionato di Serie D, il migliore allenatore del campionato di Serie D, ma rigorosamente siciliano, così come siciliano sarà anche il miglior dirigente del campionato di Serie D. Iniziamo subito con le clip e parliamo subito del campionato di Serie D e vi presentiamo le nomination quale miglior giocatore siciliano del campionato di Serie D.
Chi sarà il miglior giocatore siciliano del campionato di Serie D 2021? Questo lo scopriremo solamente giorno 7 agosto. E adesso subito la clip: quale miglior allenatore siciliano del campionato passato. Chiudiamo il trittico riguardante il campionato di Serie D e guardiamo insieme la clip con le nomination quale miglior dirigente del campionato di Serie D 2020-2021.
mi trovo all'interno del cortile del Palazzo Ducale Tomasi di Lampedusa a Palma di Montechiaro, sede della nuova edizione dei Penalty Awards 2021 che si svolgeranno proprio qui in questa splendida location sabato 7 agosto a partire dalle ore 19. Voglio ricordarvi che l'ingresso è gratuito ma contingentato. Adesso, dopo aver visto le nomination riguardanti il campionato di Serie D, iniziamo subito con le nomination quale miglior portiere del campionato di eccellenza 2020-2021. È il momento adesso di conoscere le nomination riguardanti il ruolo del difensore. Parliamo sempre del campionato di eccellenza 2020-2021.
Chi sarà dunque il vincitore di questa 8ª edizione dei Penalty Awards? Questo lo sapremo chiaramente solo nel momento in cui verrà aperta la busta, e tutto questo accadrà il 7 di agosto qui all'interno del cortile del Palazzo Ducale Tomasi di Lampedusa a Palma di Montechiaro. E adesso è il momento di conoscere le nomination quale miglior centrocampista del campionato eccellenza 2020-2021. E dopo aver visto le nomination riguardante il ruolo dell'attaccante è il momento di conoscere le nomination quale miglior allenatore di questa stagione 2021 del campionato di eccellenza. Concludiamo le nomination del campionato di eccellenza 2020-2021 con la clip riguardante il miglior dirigente.
Salve a tutti e ben trovati con Aspettando i Penalty Awards, la trasmissione che vi accompagnerà poi verso l'evento più atteso del calcio dilettantistico siciliano che sarà di scena a Palma di Montechiaro sabato 7 agosto a partire dalle ore 19 presso il cortile del Palazzo Ducale Tommasi di Lampedusa di Palma di Montechiaro. Mi trovo nell'hall di questo splendido palazzo che conosceremo comunque nel corso di queste puntate Aspettando i Penalty Awards. E per raccontare subito Palma di Montechiaro partiamo con una clip. Ottava edizione dei Penalty Awards, l'evento più atteso del calcio dilettantistico, sbarca a Palma di Montechiaro e siamo con il sindaco che ha sposato questo progetto anche e soprattutto sportivo. Buongiorno e benvenuti. Innanzitutto siamo onorati di poter ospitare questo importantissimo premio e che questa collaborazione possa essere proficua e andare avanti negli anni. Questa tappa si innesta in un contesto di rilancio dell'immagine della nostra città, troppo spesso vituperata per ragioni che ben conosciamo e che in questi anni, con un duro lavoro e con la collaborazione dell'intera città e con l'aver riscoperto il senso di comunità, cerca di riallacciare i nodi, le fila, con la propria gloriosa tradizione e storia nobiliare, legata al Gattopardo, legata al fatto di essere Terra Santa, a tutte le meraviglie che questa nobilissima famiglia ci ha lasciato. E in questo percorso, un percorso molto duro, molto bello, molto entusiasmante, vi sono state diverse tappe che ci hanno consentito di veicolare quella che è la realtà
di Palma, la vera bellezza di una comunità e dei suoi monumenti. In questo contesto il premio del calcio dilettantistico va a consolidare e continuare un percorso di rilancio e di rinascita che questa comunità agognava da tempo. Il percorso della rivalutazione anche del panorama turistico sicuramente è uno dei punti fondamentali anche della sua amministrazione. È uno dei programmi, è uno dei punti qualificanti del programma della mia amministrazione. Quando ci siamo insediati, incredibilmente Palma non aveva sul PIL della città, diciamo che la parte dedicata al turismo era veramente poca, se non quasi infinitesimale o marginale. Pian piano, con la riqualificazione del centro storico, con il restauro di diversi monumenti, abbiamo investito diversi milioni di euro su questo settore e sul rilancio dei beni culturali. Questo ha consentito, ante Covid, di avere finalmente Palma iniziava a muovere i primi passi come città turistica. Tra l'altro sottolineiamo che la Chiesa Madre, il Palazzo Ducale sono stati veramente rivalutati con un rifacimento straordinario che ha ridisegnato questa cartolina di questa bellissima ridente cittadina. Io dico che Palma non aveva il salotto, è come se noi a casa nostra non avessimo il salotto dove accogliere gli ospiti importanti. Palma aveva avuto un salotto meraviglioso ed era andato perduto. Umilmente abbiamo ricostruito quel salotto lì, che va da Piazza Provenzani, dove c'è il monastero delle Benedettine, famoso sia per la Beata Corvera e sia per i biscotti del romanzo Il Gattopardo, via Turati, Piazza Vittorio Emanuele, fino ad arrivare a Piazza Santa Rosalia e alla riscoperta di questa piazza Giulio Tomasi che un gerarca fascista negli anni 20 aveva tolto al palazzo, credo per diatribe con l'erede dei Tomasi, e l'aveva costretto il campo d'armi in una recinzione, facendo diventare Piazza Giulio Tomasi villa comunale, ma in realtà villa comunale non era, e quindi è stata riaperta e ridonata alla città. Non solo abbiamo riqualificato dal punto di vista urbano quel salotto lì, grazie alla Dolce Gabbana abbiamo riqualificato il Palazzo Ducale, ma grazie alla Regione Siciliana, alla collaborazione con il Presidente Musumeci, con l'assessore Marco Falcone e con il Vicepresidente Di Mauro, abbiamo recuperato diversi finanziamenti e abbiamo restaurato la Chiesa Madre, abbiamo restaurato l'oratorio Santissimo l'oratorio della Madonna del Rosario, un'altra opera meravigliosa, e a breve dovremmo avere un nuovo finanziamento per il restauro di Santa Rosalia, che è un'altra delle chiesette che insistono in questo meraviglioso salotto. Abbiamo collocato 2 statue. Palma, credo che per ragioni ancestrali e storiche, magari lì sarebbe il caso di dedicare un convegno, non aveva più statue. Palma era una città vuota in questo caso. Io faccio questa battuta, anche il comune più piccolo d'Italia ha Vittorio Emanuele a cavallo. E non avevamo neanche Vittorio Emanuele a cavallo, non vi erano statue. Ne abbiamo realizzate già 2, una dedicata al nostro fondatore Don Giulio Tomasi, era il minimo da fare, e poi allo scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che in piazza Giulio Tomasi si guardano, e a me piace immaginare che la notte il primo e l'ultimo dei Gattopardi si confrontino e parlino di massimi sistemi all'interno di quella che era la loro donna fugata, la loro città. All'interno di questa bellissima piazza, appunto con lo sfondo della scalinata storica del Palazzo Ducale, ci sarà questo villaggio, il Penalty Village, realizzato insieme a Pianeta Vacanze Consulting, dove oltre alle attrazioni ci saranno la sede del premio internazionale Donna Fugata e all'interno del Palazzo Ducale la sede appunto dell'edizione dei Penalty Awards. Quindi un grande spazio dedicato probabilmente a molti turisti e anche a molti emigranti che ritornano per le vacanze in questa bellissima cittadina. Saranno 2 giorni bellissimi e meravigliosi. E, diciamo, la location è la stessa location nella quale la Dolce Gabbana nel 2019 realizzò quel magnifico evento. Quindi Palma si riveste in tutta la sua bellezza, metterà fuori la sua parte migliore, e lì potremo accogliere in questi 2 giorni i migliori sportivi siciliani,
i migliori sportivi dal punto di vista del calcio dilettantistico, che rappresentano da un lato il futuro, dall'altro lato quel momento di aggregazione e di sana competizione sportiva, e in un'altra giornata avremo il premio internazionale Donna Fugata grazie all'idea dell'amico Francesco Bellia e alla collaborazione con l'istituzione Tomasi guidato dalla presidente dottoressa Letizia Pace, con la collaborazione dell'assessore Ferrante che ha seguito questo evento. Noi siamo, ripeto, orgogliosi di poter accogliere questi premi e siamo convinti che sia la prima tappa di un percorso che andrà avanti negli anni. In questo momento parliamo, per quanto riguarda il premio, di 3 anni, ma sono convinto che possa trovare casa non solo questo premio, ma possiamo, da questa sinergia con tutti i soggetti coinvolti, si possono creare questi e altri eventi in modo tale da poter continuare quel percorso del quale abbiamo parlato. Oltre alla Dolce Gabbana, Palma è stata candidata a capitale della cultura, un altro passaggio fondamentale per fare rialzare la testa a un popolo che per troppi anni la teneva supina e che non riusciva a guardare il cielo. Quella fu una missione temeraria. Una sfida. Inizialmente venimmo presi per folli, sia io che il mio gruppo di lavoro composto da Angela Rinollo, Mariana Vaccaro, Alfonso Di Vincenzo e Peppe Todaro. Venimmo presi per pazzi. E poi invece diventò un sogno, quasi un europeo, quasi un mondiale. Era bello vedersi, incontrarsi per la città con le persone che ti incontravano, sindaco, andiamo avanti. Comunque vada, abbiamo vinto. Quando rimanemmo in 28 città rispetto a quelle che partimmo all'inizio, fu veramente bellissimo, per noi avevamo già vinto. Certo. Avevamo già vinto, fummo accolti all'Ars, al Parlamento regionale, abbiamo anche lì avuto modo di trasmettere il nostro amore per la nostra città. Quel passaggio, al di là di se poi non arrivò alla vittoria, conta poco. Conta essenzialmente poco, sarà da stimolo per la prossima candidatura, però ha dato la consapevolezza. Le faccio un esempio: vedere una pagina dedicata sul Corriere della Sera o un servizio alla RAI con Ulisse e Alberto Angela. Avevamo bisogno di sentirci dire che eravamo belli. Questa determinazione, questa voglia anche di disegnare una cartolina nuova di Palma di Montechiaro probabilmente è lo stimolo anche per il raggiungimento di altri obiettivi. Non vi è dubbio, e mi permetterò di fare un passaggio particolare. Io nei miei discorsi, e inizialmente chi mi era vicino mi diceva: perché dici questa frase? È brutta. In realtà secondo me non lo era, e la ripeterò anche oggi, perché credo che se si voglia veramente ripartire e ridare un'immagine vera della città, non si possa prescindere dal confronto con se stessi. Io, se voglio migliorare la mia persona, il primo passaggio che devo fare è l'autocritica, che non è una critica disfattista, ma è costruttiva di se stesso. E io dico, noi veniamo da un passato prossimo del quale vergognarci, dove il senso di umanità era andato sospeso. Da terra santa eravamo diventati terra maledetta. Questo è un passaggio fondamentale, è la presa coscienza di sé. Da quelle ceneri, come un'araba fenice, Palma deve risorgere e sta risorgendo, confrontandosi con quel passato, ma guardando al futuro rispetto e riallacciando i nodi, come le dicevo, con il passato, quello glorioso, di una Palma meravigliosa, di una Palma che era la terza tappa come turismo religioso e pellegrinaggio dopo Roma e Gerusalemme. Vi era Palma di Montechiaro. Qui avevamo per migliaia e migliaia di pellegrini. Papa Alessandro dichiarò Palma terra santa, e che il pellegrinaggio fatto a Palma equivaleva a quello fatto a Roma o a quello fatto a Gerusalemme, alla terra santa per definizione e per eccellenza. Queste tradizioni devono veramente ancora continuare e rimanere indelebili nella mente di tutti. Vanno riscoperte e vanno fatte conoscere nuovamente. E si può fare questo, le dicevo, grazie anche a questi eventi, a queste possibilità di far conoscere una città diversa e che con orgoglio, umiltà, modestia, ma caparbietà vuole mostrarsi al mondo per quella che è, avendo riscoperto di essere bella. Qual è il miglior biglietto d'invito sia per l'evento di giorno 6 che quello del giorno 7, cioè quello dell'indomani? L'invito che posso lanciare è il seguente: se volete
riscoprire, risentire le atmosfere gattopardiane, se volete vedere l'alba del barocco siciliano, se avete la voglia di perdervi nello spazio e nel tempo, in un percorso che vi porterà a emozioni, a sentimenti, che vi porterà a perdervi tra una realtà materiale e una storia immateriale che potete vivere solo a Palma, perché solo Palma è donna fugata. Se volete perdervi in queste meraviglie, in un mare azzurro, circondato dalle colline verdeggianti della nostra città, e nel centro questo salotto che vive di gattopardiana memoria ma di gattopardiano splendore, Palma è qui ed è pronta ad accogliervi con l'ospitalità che sempre ci ha contraddistinti. Vi aspettiamo a braccia aperte per vivere insieme un sogno. Chiaramente è un invito che vale sia per giorno 6 che per giorno 7, ci mancherebbe. Sì. Bene, signor Sindaco, noi la ringraziamo, l'aspettiamo per disegnare e presentare questa bellissima ridente cittadina in questi 2 importanti eventi, e subito dopo cosa succederà a Palma? Tutti di nuovo al lavoro per continuare al grande rilancio? Subito dopo si continuerà ad aprire innumerevoli cantieri, come avrà avuto modo già modo di vedere, e si continuerà con il percorso di rilancio culturale e turistico che questa città ha veramente bisogno, e siamo convinti e siamo qui a breve per lanciare ulteriori notizie, perché aspettiamo a momenti la conferma per poter ridare un nuovo volto anche al nostro lungomare. E aggiungo che a breve partiranno i lavori per la progettazione del porticolo turistico, altra opera da molti anni, da molti decenni attesa, che si va a innestare e sarà veramente il volano di una Palma che finalmente si ricorda non solo di essere bella, ma di avere 17 chilometri di costa, di essere in una collocazione unica di fronte all'Africa, e che tramite la storia e le sue bellezze naturali potrà essere meta di moltissimo turismo. Siamo a 26 km dalla Valle dei Templi, ma non solo per se stessa, ma a veicolare quella parte della Sicilia centro-meridionale che è poco conosciuta ma merita di essere visitata. Dal cuore della Sicilia, tra le profumate ginestre e lo splendido azzurro spicchio del mare Mediterraneo. Penalty Awards 2021, 8ª edizione. Putan bocca si fa ma non mo più farinanti, a come i rarreri a meno di 100 anni, giomari in cialocchi, la musica do vento, il sole sta cuocendo, pare tutto ca, rosso scompari, poggiato sopra mari, e si fa tagliare e poi se ne va, il cielo chi ne stitti, il sali nei capiti, la luna è troppo bella, dall'uomo a sto mare, stupisci che ti passa su te anni, ti punta non ti lascia più una pace, e ora non ne va, e ora che fa sembrava andare, di musica riveri, mizzica, pizzica, muzzica, pizzica, 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 muzzica, pizzica, mizzica, pizzica, muzzica, pizzica, mizzica, pizzica, muzzica, pizzica. Ma sta terura picca c'è poco che fare, si sempre condannato, sempre a travagliare, o tanto come loro, tutti la ciccari, a toglionnate soli, tutti la inventari, isolati doni, correnti naturali, a gente in casa rosti, a rinasci a parlare, resta a bocca aperta, sarri cialo cori, si scandato cimento, si scanda scompare, stupisci che ti passa su te anni, ti punta non ti lascia più una pace, e ora non ne va, e ora che fa sembrava andare, di musica liberi,
Mizzica, pizzica, muzzica, pizzica, mizzica, pizzica, muzzica, pizzica, mizzica, pizzica, muzzica, pizzica, mizzica, pizzica, muzzica, pizzica. Ora a rispettare, tu ce la finire, ora la capire, chi sta la tua terra, chi sta il tuo mare, sangue di tuo paccio, l'olore di una maccia, il pane dei tuoi figli e la tua ricchezza, la volere bene, botte lancio cori, inchila d'amore, d'amore. Sto piccino ti passa su te anni, ti punta non ti lascia più una pace, e ora un ne va, e ora che fa sempre avantarreri, ti muzzica liberi. Mizzica, pizzica, muzzica, pizzica, 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 mi. Penalty Awards 2021, ottava edizione. Presenta Ettore Tortorici. Buonasera, buonasera. Un applauso per Antonio Monforte. Complimenti, come al solito fai sempre centro con la tua musica popolare modernizzata. Sì, modernizzata. Questa non è una bella non è canzone. il siciliano classico, ecco. Però devo essere sincero, ancora una volta fai centro perché entri nel coro della gente. Uso il dialetto siciliano, però poi faccio quello che mi passa per la testa. Bravo, complimenti. La canzone nuova si intitola Mizzica Pizzica. E come si è appizzicato. Grazie Antonio Ciao, Monforte. ciao a tutti. Grazie. Allora, buonasera e benvenuti all'ottava edizione dei Penalty Awards 2021, edizione che viene ospitata da questa bellissima location, quella di Palma di Montechiaro, che è il cuore, secondo me, della cultura siciliana. Attraverso Tomasi di Lampedusa è riuscita ad essere presente praticamente da sempre nel cuore della letteratura mondiale. Sappiamo tutti che Il Gattopardo è un romanzo che ha accompagnato noi giovani, ma tantissimi altri uomini che amano la cultura. Quando parliamo di cultura parliamo soprattutto appunto di Palma di Montechiaro, ma parliamo anche, lo avete visto entrando, di questo palazzo ducale e della sua straordinaria scalinata davanti alla chiesa madre, che sono due punti, due cartoline di questa provincia agrigentina che abbiamo sicuramente apprezzato noi di Penalty Awards da qualche mese, ma che comunque è conosciuta veramente in tutto il mondo. A rappresentare il comune e l'amministrazione di Palma di Montechiaro abbiamo qui il sindaco Stefano Castellino. Allora, noi dobbiamo giustamente attenerci a delle regole riguardanti il Covid, quindi adesso, signor sindaco, eccolo qua il suo microfono sterilizzato. Allora, siamo contenti della sua presenza perché noi abbiamo sposato la sua bella idea di grande rilancio di Palma di Montechiaro, un progetto che ci vedrà insieme per qualche stagione, siamo doppiamente contenti e poi insomma abbiamo soprattutto amato ancora di più questa cultura che c'è in questa bellissima provincia agrigentina, ma soprattutto a Palma. Grazie Ettore per le tue meravigliose parole, buonasera e benvenuti a tutti gli illustri ospiti qui presenti e a quelli che ci seguono da casa. Palma di Montechiaro è terra di cultura, la provincia di Agrigento è terra di cultura. Nel giro di pochissimi chilometri trovano i natali tra gli scrittori più importanti del Novecento, da Luigi Pirandello a Tomasi di Lampedusa, a Leonardo Sciascia, e chi più ne ha più ne metta. Basti pensare che addirittura una strada statale, quasi un'autostrada, è dedicata agli scrittori. Talmente pulsa di cultura questa terra. Questo è il palazzo Tomasi, Ettore, il palazzo dove, dicevo poco fa, nei momenti in cui si amministra vi sono momenti più o meno semplici. Noi siamo orgogliosi e onorati di rappresentare questa comunità, ma ci sono dei momenti sicuramente in cui vi è una tensione diversa. E rifugiarsi qui ti ristora l'animo, ti ristora la vita, perché
puoi vedere Bendicò, dicevo poc'anzi, passeggiare per le stanze di questo palazzo, puoi vedere il principe Salina disquisire con il soldato inglese nel contrasto tra le bellezze siciliane e quella incuria che nel romanzo fa sempre da contraltare. Noi siamo felici e onorati di avervi a Palma di Montechiaro. Piacere doppio siamo anche felici nostro. E onorati. E siamo felicissimi che questo premio, almeno fino alla 10ª edizione, chi mi conosce sa che sono molto legato col numero 10, almeno fino alla 10ª edizione sarà. E noi siamo ben qui, contenti. Un ringraziamento va dato a tutti i miei collaboratori, agli assessori, ai consiglieri, a Francesco, a Ettore, a Ciangio, alla protezione civile, ai vigili urbani, permettimelo di farlo, Certamente. a tutti coloro i quali hanno dato il massimo per realizzare questo evento, agli sponsor importantissimi e a tutti coloro che hanno dato il loro contributo. Palma di Montechiaro ha riscoperto la sua gloriosa storia e vuole narrare e raccontare al mondo la sua magnificenza, in punta di piedi, con umiltà, ma consapevole, con forza, della sua bellezza che ormai si perde nella notte dei tempi. Che bella cartolina che ci hai disegnato, complimenti. Grazie. La città del Gattopardo alla ribalta della cronaca per un fatto alquanto positivo, signor Sindaco. Sì, abbiamo ospitato questa 2 giorni meravigliosa. Ieri abbiamo avuto il primo premio Donna Fugata, oggi siamo qui ad ospitare il più importante premio siciliano per il calcio dilettantistico. Abbiamo le eccellenze del calcio siciliano ospiti e siamo onorati di averli ospiti a casa nostra. Ed è questo il primo evento che terremo qui. Per un triennio questo importantissimo premio ha trovato casa, e la casa è la casa della città del Gattopardo e siamo onoratissimi di poterla ospitare. Un ringraziamento va a tutta l'organizzazione, a Francesco Bellia, a Ettore Tortorici, ai miei assessori, ai miei collaboratori e a tutti coloro i quali si sono spesi con passione, impegno, orgoglio per dare ancora una volta un'immagine bella della nostra città, l'immagine più bella, l'immagine più vera, perché noi siamo qui per urlare al mondo viva Palma di Montechiaro e le sue bellezze. Soprattutto per questa splendida location, Sindaco. E per me è una location. Io quando vengo qui, al di là dell'evento, a volte amministrando si possono avere momenti di tensione. Mi vengo a rifugiare qui perché è un luogo che va al di là dello spazio e del tempo, dove posso vedere passeggiare Bendicò insieme al principe Salina, dove posso confrontare con me stesso, col mio animo, in un luogo veramente paradisiaco e che abbiamo ridato alla città e al mondo e speriamo ancora di più di abbellirlo ancora di più, perché questa città merita veramente tanto. Sì, lo dico sempre, intanto grazie per avermi invitato, è la prima volta che partecipo a questo spettacolo, a questa manifestazione, sono veramente contento di esserci e naturalmente partecipo con l'entusiasmo che caratterizza sempre le cose che faccio. Ecco, abbiamo ripreso, siamo ripartiti nonostante tutto e guardiamo avanti perché la prossima settimana andremo a ratificare i nostri campionati, l'inizio dei nostri campionati, dei campionati di eccellenza, dei campionati di promozione, dei campionati di Serie C1 di calcio a 5. Ci conforta il fatto che le società si sono iscritte quasi tutte, quindi questo significa che c'è tanta voglia di ritornare a giocare, tanta voglia di partecipare. Ci conforta il fatto che si sono iscritte con entusiasmo, che ci hanno dato fiducia, che vogliono continuare. Io a tutti dico soltanto una cosa, che è quello che oggi vale. Oggi ripartire significa che non dobbiamo più né fermarci né tornare indietro. Condivido. Quindi ripartire significa che dobbiamo ripartire in sicurezza e questa battaglia che stiamo conducendo per la vaccinazione è una battaglia che non finisce qui, che continua. Tutti ci dobbiamo vaccinare, tutti dobbiamo essere vaccinati, perché soltanto vaccinandoci non corriamo il rischio di essere fermati. Questa è la nostra vera battaglia. Abbiamo due momenti importanti, facciamo una grande battaglia per l'impiantistica sportiva, ne facciamo una per la vaccinazione, perché oggi se non ci vacciniamo non abbiamo futuro. Quindi questo è il mio invito, l'invito che faccio a tutto il sistema calcistico e non solo al sistema calcistico, perché anche per entrare negli stadi è previsto il Green Pass, quindi per favore vacciniamoci e andiamo in sicurezza. Presidente, sicuramente un gran bell'evento quello promosso da Ettore Tortorici. Certamente
l'ho conosciuto quest'anno, questo evento, mi dicono che è un evento che già ha fatto più edizioni, sono venuto con piacere, stamattina abbiamo fatto un bel convegno nel quale abbiamo parlato anche di ripartenza, delle questioni che riguardano il calcio siciliano, il calcio dilettantistico e di tutto ciò che è connesso a questo. Sono contento di essere qua, sono contento di partecipare, ma soprattutto sono contento perché le cose stanno andando bene per le iscrizioni e questo mi lascia soddisfatto. A proposito di ripartenza, Presidente, come sarà la nuova stagione? Porte aperte? Beh, certamente porte aperte con le limitazioni dovute all'incombenza della pandemia, penso che chiederanno il Green Pass, io faccio una grande battaglia come lei sa per la vaccinazione, credo che dobbiamo vaccinarci tutti, che dobbiamo aspettarci un ritorno del Covid in autunno e per poterlo fronteggiare abbiamo una sola via, vaccinarci e con la vaccinazione possiamo fronteggiare, possiamo andare avanti. Il protocollo che è stato esitato dalla federazione insieme all'organismo tecnico-scientifico prevede per le categorie diciamo così, di preminente interesse nazionale di avere il Green Pass ed in alternativa al Green Pass il tampone. Per le altre categorie prevede invece l'autocertificazione e naturalmente il Green Pass. Io credo che è necessario e giusto allargare quanto previsto per le categorie eccellenza a tutte le categorie, perché soltanto così noi possiamo fronteggiare il problema. Si tratta di tutela della salute e la tutela della salute si va a tutelare nella stessa maniera in eccellenza e in terza categoria. Per quanto mi riguarda, per quello che è la mia sensibilità, se mi si ferma la terza categoria è come se mi si fermasse l'eccellenza. Dobbiamo ripartire tutti e dobbiamo ripartire in maniera uniforme con le stesse tutele. Questa parte, accomodatevi. Allora, siete in due, vuol dire che uno dei portieri in nomination, cioè Lamin Shesai, non si è presentato e quindi viene escluso automaticamente dal potenziale risultato finale. Io per onorare un po' il vostro ruolo, che è importante in una società e in una squadra di calcio, cioè quella del portiere, pensate un po', invito qui sul palco una leggenda del calcio non soltanto siciliano ma italiano, invito qui sul palco per aprire la busta e poi premiarvi Roberto Sorrentino. Ciao Roberto. Allora, nel frattempo colgo l'occasione per sottolineare la presenza di Freddo Neve, uno dei nostri sponsor, con uno dei tanti completini per quanto riguarda la prossima stagione 2021-2022. Allora Roberto, hai questo compito importante, intanto perché sono due giovanissimi e soprattutto perché c'è veramente l'imbarazzo della scelta, perché uno ha giocato con il Siracusa, anche se ha perso una finale, è sempre una finale, e Umberto, pensa un po', con un grossissimo infortunio a distanza di meno di un mese è riuscito a rimettersi in forma e giocarsi la semifinale, anche se poi è andata male. Arriva la busta, così apriamo e conosciamo il vincitore per quanto riguarda la nomination come miglior portiere del campionato di eccellenza. Allora, intanto buonasera a tutti. Grazie intanto per l'invito. Il miglior portiere, per me comunque, al di là di chi vinca, io non dico che è un ruolo e un mestiere, quindi complimenti al di là chi se si arriva prima o secondi, è uguale. L'importante è esserci, anche perché è un ruolo tutto particolare, insomma io ogni tanto studio qualcosa su internet perché non mi ricordo più, perché sono un vecchietto, però ricordatevi sempre che l'entusiasmo non deve mai mancare. Siete l'ultimo baluardo di una squadra, siete quelli che devono gioire da soli, perché non possiamo far gol noi, li fanno i nostri compagni di squadra e poi nessuno ti calcola, perché tutti si abbracciano e il portiere rimane lì come un festacchiotto. Pari tutto, prendi un gol, ti giri e vedi i compagni di squadra che fanno
questa non l'hai presa. E allora è un ruolo che ha i suoi risvolti e le sue emozioni, ma il numero è giusto, è il numero 1, quindi di nuovo complimenti. Premiamo per conoscere il nome. Allora, Umberto Cirnigliano ha vinto il miglior portiere di campionato di eccellenza. Complimenti. Umberto, miglior portiere del campionato di eccellenza, questo premio ti ripaga un pochino di quella che è stata una stagione sfortunata per te personalmente? È stata una stagione un po' particolare perché eravamo partiti bene, veramente bene. Poi purtroppo il Covid ci ha fermato, siamo tornati in campo dopo tanto tempo e dopo 2 partite a Barcellona è successo tutto questo, uno scontro di gioco. E si è rotta una frattura in maniera scomposta. Avevano detto 6 settimane, dopo 15 correvo, dopo 15 giorni correvo. La forza di volontà è stata importante. La forza di volontà che ti ha portato oggi ad essere premiato in questo bellissimo evento per ripartire con grande forza anche per una nuova stagione, magari speriamo, ovviamente ti auguriamo differente. Sì, la stagione nuova è già iniziata a Taormina. Sì, speriamo anche quest'anno di proseguire nel modo giusto. Niente, una piccola dedica, diciamo, ai miei genitori e a Federica che mi seguono sempre e mi accompagnano dappertutto. Che bello ritrovarvi ragazzi, vedo che siete in 2, vuol dire che Salvatore Di Marco non è presente, quindi viene escluso dalle nomination. Sarà Giuseppe Incorvaia a premiare il miglior difensore del campionato di eccellenza. Eccolo qua, grazie, ci diamo il pugno, ci diamo la mano, ci confondiamo sempre. Abbiamo un altro completino targato Freddo Neve che fa da sfondo a questa premiazione dedicata al miglior difensore del campionato di eccellenza. Arriva subito la busta con il microfono per conoscere subito il nome. Vediamo colui che si porta a casa. Un po' di suspense. Beh, è giusto che ci sia, è giusto che poi ci il difensore centrale è un infatti, ruolo bellissimo. Allora. Peccato che non c'è Angelo Gonzaga che è stato con noi con il Licata. È vero. Allora, il vincitore è Davide Pettinato del Giarre Calcio. Sì, diciamo che inizialmente non è che è stato poi così facile, per via del Covid ci siamo fermati 4 mesi e mezzo, poi fortunatamente grazie al Presidente della Lega che ha fatto di tutto per farci ritornare a giocare, ci siamo ricompattati, avevamo un unico obiettivo già dall'inizio del campionato, quello di vincere, abbiamo vinto anche la Supercoppa, nel biennio chiudiamo anche con la vittoria della Coppa Italia l'anno prima e quindi ci possiamo ritenere più che soddisfatti, ecco. Vi siete ripresi quello che il Covid vi ha tolto nella scorsa stagione quando vi hanno bloccato sul più bello, no? Sì, diciamo noi venivamo dalla vittoria della Coppa Italia, stavamo facendo le fasi nazionali, in quel periodo eravamo anche usciti, però stavamo rincorrendo i playoff, però ci siamo ripresi un po' tutto quello che è il piacere di giocare, di scendere in campo, che è la cosa più importante nel fare sport, che per uno sportivo sia penso il massimo, però alla fine penso che abbiamo meritato in lungo e in largo e quindi oggi il Giarre è in Serie D è merito anche di tutto il gruppo. Per chiudere una dedica per questo premio ovviamente, avrei già fatto le dediche per la vittoria del campionato, questo premio invece? Ma guarda, la dedica la faccio sinceramente ai miei compagni più che altro perché è uno sport di squadra, quindi da solo non avrei mai vinto un premio del genere, ma fondamentalmente lo faccio a me stesso perché io so i sacrifici che ci sono dietro tutto ciò, può essere una semplice targa, però ci sono tanti e tanti sacrifici che negli anni mi hanno permesso di ottenere grandi risultati. Se devo essere sincero, i 3 centrocampisti avevano assicurato tutti la loro presenza. Io sono cosciente che chiaramente siamo in un periodo che molte squadre giustamente hanno già la preparazione, però è anche vero che se si conferma la presenza si è un po' scorretti nei confronti anche del pubblico, ma in questo caso anche dei colleghi calciatori. Ma io soprassiedo a questa situazione, non c'è problema, pertanto tu sei l'unico che ti sei presentato, tra l'altro da super vincente perché hai vinto a Giarre,
Giarre, quindi sei doppiamente contento. L'anno scorso avevi vinto, se non sbaglio, i Penalty Awards, giocavi sempre con Sant'Agata, che è stata una stagione bellissima. Pertanto non ci sarà l'apertura della busta, perché il premio come miglior centrocampista 2020-2021 viene assegnato a Piero Concialdi. Piero Concialdi, un campionato alla perfezione terminato con un premio altrettanto importante, grande soddisfazione immaginiamo per te. Una soddisfazione grandissima, soprattutto dopo un anno di sacrifici. Alla fine siamo riusciti a vincere il campionato e poi abbiamo concluso con questo piccolo premio che ripaga i sacrifici in un'intera stagione. E a chi lo dedichiamo, Piero, questo premio arrivato al termine di questa bella stagione? Ma sicuramente alla mia famiglia, ma soprattutto alla mia fidanzata che fra un anno dovrebbe diventare la mia futura moglie. Eccoli qui, Prestia che gioca con la Nissa, confermato so bene, e Luca Savasta forse sì, confermato credo, bene, insomma stagione bomba. E a premiarvi, o meglio ad aprire in questo caso la busta, sarà un giornalista di Roma molto conosciuto, anche perché è un volto che soprattutto nell'ambito dilettantistico è un riferimento. La sua pagina ha tantissimi iscritti, conosce il calcio dilettantistico alla grande, lo invito qui sul palco, lui si chiama Valerio Caprino. Ciao Valerio. Adesso poi parleremo anche del tuo percorso, nel frattempo vedo anche l'entrata di Ilenia con un altro bel abbigliamento firmato Freddo Neve, che vi ricordo è un brand sportivo che quest'anno noi di Penalty abbiamo presentato in esclusiva e che ci ha accompagnato per tutta la stagione, lo sarà anche per la prossima, ma il suo nome è stato abbinato con grande successo anche e soprattutto ai Penalty Awards 2021. Arriva Federica con il microfono e la busta, che è molto pesante, perché ho detto che il ruolo dell'attaccante, e tu questo lo sai bene, è un ruolo difficile, molto difficile, perché se segni sei super amato, se non segni siete i primi a essere bastonati. Pertanto a te la parola, prendo la busta. Buonasera a tutti. Buonasera a te Valerio. Complimenti per questa bellissima location, tra l'altro di Palma di Montechiaro, e a te per l'organizzazione, perché nel Lazio, nonostante io vengo da Roma, non c'è una cosa di questo genere. È una regione che nel calcio si impegna molto, abbiamo delle bellissime piazze, ma un evento del genere non c'è assolutamente, quindi vi invidio perché avete il calcio in Sicilia è dilettantistico per finta, perché lo sappiamo. Anche le piazze che ci sono in eccellenza, ho visto tanti capoluoghi di provincia, per cui è un altro mondo, un altro sport. È vero. Vado? Leggo? Vai, perché sono molto curioso. Quindi abbiamo uno del girone A e uno del girone B, se non ricordo male. Praticamente no? Sì, Nissa girone A e Giarre girone B. Il miglior attaccante del campionato di eccellenza è Luca Savasta del Giarre Calcio. Complimenti. Bene, Luca Savasta. Savasta, il Giarre piglia tutto quest'anno, anche qui a Penalty Awards, tanti premi, tanti riconoscimenti, segnale che avete fatto una stagione praticamente perfetta, con tutte le difficoltà del caso. Sì, hai detto bene, dico, questo premio è qualcosa che sicuramente ci inorgoglisce, però è giusto condividere questo risultato personale con tutto il gruppo, perché senza di loro non saremmo qui, allo staff e alla società che ha creduto in noi, e poi lo dedico soprattutto alla mia compagna che mi sta sempre vicino e alla mia famiglia. Senti, io nel mio intervento poco fa ho detto bello rivedere le finali playoff col pubblico, quanto vi è mancato il calore del pubblico in una stagione in cui siete stati protagonisti e forse potevano esserci ancora più emozioni, no? Viverlo con i tifosi a fianco è stato possibile solo alla fine. Sì, diciamo che la città e la tifoseria di Giarre sicuramente ci è stata vicino fuori dal campo, prima di ogni partenza si facevano trovare allo stadio, però sicuramente non è lo stesso, sembravano, brutto dirlo, ma delle amichevoli. Poi le ultime partite, mi ricordo forse dall'Igea Virtus, c'è stato sempre un crescendo di spettatori ed è stato poi la finale è stata la ciliegina sulla torta, perché c'erano più
più di 300 giarresi a sostenerci e festeggiare con loro è stato bellissimo anche al ritorno. Speriamo che tutto vada per il verso giusto, però penso che dopo tutto questo tempo si vede un po' la luce. Buonasera direttore. Buonasera Presidente. Buonasera direttore. Allora, abbiamo squadre che sono state protagonisti assoluti della stagione. Abbiamo l'Enna che insomma entrare in nomination non è mai facile, abbiamo la Sacca Valdese che addirittura il campionato l'ha vinto e la Nissa che per un attimo ha sfiorato questo grande sogno di ritornare nel campionato di Serie D. Nel frattempo ne approfittiamo per ritornare a parlare del nostro sponsor partner Freddoneve con la presenza di Elenia, con un altro bel completino di questo brand sportivo per quanto riguarda la prossima stagione. Io adesso chiamerò colui che aprirà la busta, sono doppiamente contento di invitarlo perché per la prima volta è qui presente ai Penalty Awards, è il neo presidente dell'AIAC di Catania, Lucio Tosto. Ciao Lucio. Arriva la busta, caro Lucio, tocca a te a questo punto aprirla e comunicarci il nome di colui che vince questa stagione. Sono stati 3 dirigenti super vincenti, a prescindere da chi porterà a casa, diciamo, la targa un po' diversa, però già il fatto di essere nomination, direttore, lei lo sa meglio di me, è già importante. Sei pronto? Hai una busta pesantissima quest'anno, perché dei 3 ci sono 2 rappresentanti di capoluoghi di provincia. È vero, è vero. Molto è vero. importante. Apro subito la busta. Sì. Vince come miglior dirigente Arialdo Giammusto della Nissa. Oh, il presidente che non ha vinto il campionato, ma evidentemente ha coinvolto tutto l'ambiente. Innanzitutto però complimenti per quello che sta facendo per una piazza così importante. La ricordo, la Nissa tanti anni fa anche in Serie D, come diceva lei è un blasone importante e merita di tornare dove compete. Grazie, sono veramente contento e onorato di questo premio. Per me che faccio il presidente di una squadra di calcio da appena 10 mesi e sono nel mondo del calcio da un anno, quindi per me è una grandissima soddisfazione. Il lavoro, l'impegno, il cuore, la passione che mettiamo ogni giorno per ricostruire la Nissa e per riportarla dove merita ha cominciato ad avere i primi risultati e il fatto stesso che della Nissa se ne parli a livello regionale nuovamente come in passato è per noi motivo di grande orgoglio. L'aspetto sportivo lo stiamo anche curando, lo scorso anno abbiamo sfiorato la finale, quest'anno stiamo allestendo una bella squadra che può competere per la vittoria finale o per le primissime posizioni, quindi noi veramente ci stiamo mettendo tutto il nostro impegno e tutta la nostra passione. Presidente, sogna una standing ovation come questa, magari allo stadio Pian del Lago con il pubblico di Caltanissetta ad applaudire non soltanto lei ma ovviamente tutti i ragazzi in campo con la maglia della Nissa? Sarebbe un sogno avere una standing ovation a fine campionato, a fine di questo campionato che sta per iniziare, sarebbe veramente un sogno. Questa sera sono veramente emozionato, devo dirlo, io sono un uomo abituato a stare sul palco, ma faccio teatro, faccio spettacoli, faccio musica, trovarmi però davanti a un pubblico qualificato come questo e esibirmi davanti a un pubblico come questo è stato veramente un'emozione e un grandissimo piacere. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I love
as it turns upside. I find it told and so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, not me. I did it my way. Oh, what is a man? What has he got? If not himself, then he has not. Just to say the things he truly feels, and not the words I want to kneel. The record shows I took the blows and did it Grazie tanto. Grazie. Un successo impressionante. Grazie. Nomination. Ettore, grazie. Vittoria a tutto finale il My pubblico. Way. Mi hai Complimenti. fatto questa sorpresa, io non me lo ricordavo più di questa Ma promessa. io infatti la base musicale neanche te l'ho chiesta, l'ho cercata e ti ho preso proprio alla sprovvista. Grazie. Grazie a te. Il vincente Gaspare, il quasi vincente Giovanni e soprattutto il vincente della San Cataldese Alessandro Settineri. Voi siete stati il problema di questa stagione, ve lo anticipo, perché abbiamo veramente la fortuna di avere degli allenatori top in Sicilia e poi siccome il premio è uno solo, siete in 3 in nomination, addirittura 2 hanno vinto Supercoppa e campionato e in finale, c'era proprio l'imbarazzo della scelta e adesso colui che tra poco aprirà la busta avrà qualche piccolo problema, nel senso che sarà emozionato. Nel frattempo è arrivata un'altra volta Ilenia con il brand sportivo Freddo Neve e accompagno l'ingresso qui sul parterre dei Penalty Awards l'ex presidente della FIGC Sicilia, Santino Lopresti, che è ormai presente da tanto tempo qui all'interno del nostro evento. Le ho dato una patata bollente, Presidente. Le ho dato una patata bollente, Presidente, perché veramente siete stati un problema, nel senso che la Commissione ha dovuto lavorare ore e ore intere per dare anche equilibrio, significati al risultato. E poi abbiamo pensato a chi glielo dobbiamo chiedere di aprire la busta, abbiamo pensato al Presidente che conosce bene la nostra manifestazione e sa benissimo che l'emozione in certi ruoli è sempre molto particolare. La busta sta per arrivare con il suo microfono personale. Ragazzi, promettetemi una cosa però, chiunque vinca è doppiamente contento, ma se qualcuno di voi dovesse perdere, il sorriso è obbligatorio. Promettetemelo. Lo so che è molto difficile. Sì, ma questi non si emozionano. Non si emozionano questi completamente. Vabbè, ok, va. Bene, il miglior allenatore per questa stagione, categoria eccellenza, Alessandro Settineri. San Cataldese. Aver fatto una stagione come quella che abbiamo fatto, cioè da imbattuti per tutto l'anno, non era previsto, mi era stato chiesto semplicemente di esprimere un buon calcio e siamo riusciti a farlo quasi sempre per lunghi tratti. Credo di aver contribuito assieme alla società e ai direttori a un momento storico importante per questa piazza, per questa città, perché è l'unico caso in cui si è vinto il campionato sul campo. Quindi è una città che merita, che ha meritato sul campo, sugli spalti e sulla programmazione, perché è una società che non si è sperperata nei rimborsi, ha saputo programmare e hanno fatto, come dicevo prima,
un lavoro attento, oculato sul palco, sulla programmazione dei vari calciatori, quindi grande merito va a tutti, quindi è un premio che devo condividere con quasi tutti quelli che mi sono stati vicini. Mister, quella finale di Mazara col pubblico, che emozione è stata? Perché dopo 2 stagioni così, pandemia, ritrovare quella gente, San Cataldo è una piazza ormai conosciuta anche nel panorama delle tifoserie per il calore. Allora, io sono arrivato quest'anno, ho avuto modo solo modo sporadico di vederli. Devo dire che 2 momenti mi hanno segnato in modo particolare. Il momento in cui sono entrato e ho visto quella gente che era là per noi e la passione, il calore che mi avevano raccontato l'ho percepito, e dopo il 3-0 netto, nel momento del fischio, per un istante mi sono dissociato, distaccato da ogni cosa e ho guardato con estrema attenzione quella gente, non solo in festa, per loro è un momento di aggregazione, di senso di appartenenza, ti trasmettono questo, ed è stato veramente bello aver regalato questa grande soddisfazione in questo modo, e per questo, ripeto, questo riconoscimento va condiviso con società, squadra, direttori, collaboratori e qualsiasi persona anche per un attimo abbia contribuito a questa meravigliosa stagione. Ciao, adesso mi presento, non sono più la stessa ma non è l'accento. Se apri un po' la mente ci verso il cemento della lapide col mio nome al centro. Yeah, mi hai già vista sospesa, legata alla morale convenzionale. Adesso sono fumo che ti sale a male. Dall'ade, nello stomaco le fate, ma vermi da sputare prima di andare. Yeah, sto a tempo per farti sentire che lei non voleva uscire, me la portavo dietro come pilloline, come spine meschine. Si è fatta strada per uscire, lei è la mia parte che non sa mentire. E no, non ci riesco, il taglio ancora fresco. Qui nello specchio vedo, sento un po' del mio riflesso. E giuro ora esco, nel buio non ci resto. E nella scatola ho lasciato la metà di questo. Parlare, serve tempo perché tu capisca che lei se ne infischia della rissa che c'ho dentro, che sto in fissa, ma se poi la sento io la fermo. Yeah, sogno e tuono, donna libera come un uomo, non mi siedo qui sul trono della femmina tacquetonico. È logico, l'occhio sociale è universale, che la femmina è pura, il maschio è sempre stato un animale. Ed io che c'entro, sto in mezzo, sono il terzo sesso, ballo come un lento ma ti taglio come il vento. Dall'ade, nello stomaco le fate, ma vermi da sputare prima di andare. Yeah, sto a tempo per farti sentire che lei non voleva uscire, me la portavo dietro come pilloline, come spine meschine. Si è fatta strada per uscire, nella mia parte che non sa mentire. E no, non ci riesco, ma il taglio ancora fresco. Qui nello specchio vedo, sento un po' del mio riflesso. E giuro ora esco, nel buio non ci resto. E nella scatola ho lasciato la metà di questo. C'è silenzio nel mio deserto, e ciò che sono ora l'ho scoperto. Se mi perdo mi ritrovo dentro, che se cado so che poi mi prendo. Sto a tempo per farti sentire che lei non voleva uscire, me la portavo dietro come pilloline, come spine meschine. Si è fatta strada per uscire, nella mia parte che non sa mentire. E no, non ci riesco, ma il taglio ancora fresco. Qui nello specchio vedo, sento un po' del mio riflesso. E giuro ora esco, nel buio non ci resto. E nella scatola ho lasciato la metà di questo. Adesso, dato che tu sei qui,
ufficialmente sarai premiato come personaggio che ha legato il suo nome ad una carriera importantissima. Premio alla carriera a Roberto Sorrentino. Consegniamo subito la targa anche per Roberto Sorrentino ed il pacco di Bacco, gioco di parole. Battuta? Insomma, sono 38 anni che manco dalla Sicilia calcistica. Venire qui per la 16ª volta, parlo della Sicilia, e ricevere ancora una volta un premio significa che è un feeling che non potrà mai finire. Poi volevo un attimino dire a Umberto: hai vinto perché mi hai detto che sei di Catania e c'è la mia maglia, se no non lo vincevi il premio miglior portiere. Dove è andato? Quindi di nuovo complimenti a tutti e grazie per l'invito. Grazie a Roberto Sorrentino, grazie. Premio alla carriera ai Penalty Awards. Premio Un uomo per lo sport 2021 ai Penalty Awards abbiamo Fabio Capuana. Ciao Fabio, adesso arriva il microfono, eccolo qua, il microfono a Fabio Capuana. Allora Fabio, mettiamoci un po' più al centro, perché il calcio deve essere al centro dell'attenzione anche dei giovani, perché tu porti avanti delle accademie nelle Madonie che hanno un successo impressionante, il tuo nome è sempre legato ad iniziative dove il sociale è forte e soprattutto il linguaggio che parlate è quello della gioventù, è quello dei bimbi, che per essere compresi è sempre molto difficile. Buonasera a tutti, intanto volevo ringraziare te e tutti i presenti e le autorità sportive presenti, anche le autorità politiche che sono presenti oggi. Sì, abbiamo nel mondo giovanile è la vita, è quello che poi aspetta, ciò che precede quello che stiamo vivendo oggi. Quindi è un movimento importante che cresce, un movimento importante che stiamo cercando di foraggiare il più possibile e che abbiamo intenzione di continuare a mandare avanti, perché quella è la vita e quella è ciò che poi porta al risultato che abbiamo oggi con questa fantastica iniziativa che da tanto tempo tu porti avanti. Io sono emozionato e molto onorato di Hai perso anche la voce. Ho perso anche la voce, sì, veramente. Però la tua voce serve per alimentare tutto il progetto delle scuole calcio che stai portando, e credo che io ti ho visto come lavori e credo che il linguaggio che voi adoperate è il linguaggio più semplice, perché arriva diretto anche al cuore, perché i ragazzini hanno bisogno anche di avere accanto non soltanto l'allenatore, ma un amico, un istruttore, un maestro di vita. Sì, è tanto un messaggio di inclusione, perché è una iniziativa nuova, diciamo, specifica nel suo genere, perché non esiste in Italia, ci sono state qualche tentativo, abbiamo quasi 22 società che vanno da Santo Stefano di Camastra a Bagheria, che si sono associati come settore giovanile in un unico, diciamo, consorzio sportivo e calcistico, dove mettono insieme a disposizione e dove si fa formazione, dove si fa, gli allenatori condividono le proprie idee, i dirigenti condividono quelle che sono le proprie idee, i propri percorsi, e quindi è un messaggio di inclusione che vogliamo mandare, perché essendo le nostre delle zone, diciamo, un po' più, come dire, isolate, quindi soltanto con l'unione possiamo riuscire a fronteggiare quelle che sono le metropoli. È il percorso giusto, ne sono pienamente convinto. Grazie. Allora, per premiarti invito qui l'assessore al turismo del comune di Palma di Montechiaro, ovvero Salvatore Acri. Salve assessore. Allora, a questo punto arriva anche per il nostro uomo dello sport Fabio Capuana il riconoscimento con la sua bella partecipazione a questa 8ª edizione in questa bellissima cornice di Palma di Montechiaro. Ecco la nostra splendida Federica. Consegniamo a Fabio Capuana la targa, perché poi voglio parlare anche del pallone. Eccolo qui, facciamo un applauso a Fabio Capuana. Grazie. Guarda Fabio, siccome tu hai a che fare con le scuole calcio, abbiamo anche il pallone ufficiale di Freddo Neve, che è il nostro...
Sì, è un pallone molto interessante. Le scuole calcio ne fanno incetta, soprattutto in Emilia-Romagna e in Lombardia, e credo che possa diventare il nuovo amico dei nostri piccolini. Ok? È l'attore principale. È l'attore principale, è vero, è vero. Grazie a Fabio, complimenti per tutto. Grazie, grazie. Ed il nostro premio dedicato al personaggio TV è un premio tutto al femminile. Ed invito qui sul palco colei che lo vince, ovvero Ornella Giusto. Ornella Giusto, che io conosco da tantissimo tempo. Il microfono, Ornella. Una donna bellissima, personaggio TV, teatro, cinema, fiction, non so più dove sei ovunque, perché il tuo volto, che tra l'altro è molto siciliano, molto mediterraneo, e questa cosa ci lusinga e ci fa piacere, ti vede sempre protagonista. Adesso so che stai preparando un progetto teatrale bellissimo, ma parliamo per un attimo delle tue sensazioni entrando in questo spazio dove la cultura e l'arte esplode in ogni centimetro. Intanto buonasera a tutti. Sono molto contenta di essere qui a Palma di Montechiaro, sono contenta di essere qui in Sicilia, a respirare finalmente l'aria della mia terra, dato che ormai da tanti anni vivo a Roma, però spesso io torno spessissimo in Sicilia. C'è una corda che ti tira. Mi ricarico, ecco. Quindi vi ringrazio di avermi comunque invitata a questo bellissimo premio, sono contenta di... Ne ero convinto, ecco. Anche perché tu l'hai accettato subito, hai detto sono lusingata, sono piacevolmente sorpresa, grazie, e quindi la tua presenza è doppiamente ancora più vivibile. Parliamo un attimo di questo spettacolo che stai preparando, perché sarà di scena praticamente in questo mese di agosto. Venerdì 20 agosto alle ore 21 al Palazzo della Cultura di Catania. Sì, cortile Platamone. Federico Garcia Lorca, Passione andalusa sotto la luna gitana, l'ho intitolato. Addirittura. Diciamo che ci ho lavorato parecchio, è un lavoro abbastanza importante, a cui tengo moltissimo. Garcia Lorca non è facile per niente, quindi ho fatto in modo di alleggerire, ma di far sì che venisse fuori proprio l'animo dell'artista in maniera molto forte, molto, molto bella, perché penso che in ognuno di noi c'è un Garcia Lorca. Quando tu parli di teatro si illuminano gli occhi, sì. Però io credo che anche comunque il cinema, la fiction, la TV che ti ha visto protagonista ultimamente è qualcosa che comunque ti appartiene sempre. Quello sì. Non possiamo pensare che il teatro sia soltanto la tua anima vincente, ci sono tante altre sfaccettature. Il teatro sicuramente ti dà delle emozioni bellissime, poi l'attore parte dal teatro, ecco, si parte tra l'altro in sofferenza, insomma negli ultimi 2 anni sì. con grandissima sofferenza. In sofferenza, però io da buona siciliana, sì? Perché penso di avere l'Etna dentro Giusto. di me, non hai mai mollato. Non ho mollato, quindi sto portando avanti questo progetto sia come produzione, organizzazione e tutto. Ecco, mi sono data parecchio da fare, quindi niente vacanze allora. Sono sempre convinta, e lo dico, che è importante nei momenti, forse questo è quello che sta succedendo, è un metterci alla prova, un mettersi alla prova. È vero, perché proprio in questo momento si vede veramente chi sei e quanto vali e il carattere che hai, perché è un momento molto difficile, quindi sono sicura che ce la faremo e che a ognuno di noi rimarrà qualcosa di importante. Ne sono pienamente convinto pure io. Grazie al nostro personaggio televisivo Ornella Giusto. Invito qui sul palco l'organizzatore del premio internazionale Donna Fugata, che è andato in scena giorno 6 a Palma di Montechiaro, ovvero Francesco Bellia, a premiare Ornella Giusto. Allora, sta per arrivare la targa da consegnare ad Ornella, così poi avremo modo anche un attimo di parlare con Francesco. Consegniamo la targa ad Ornella. Personaggio TV. Grazie, bellissimo.
ai Penalty Sono Awards. molto contenta. La mia terra mi abbraccia sempre, mi coccola, mi sento molto amata E qui. ti sentirai doppiamente coccolata perché porterai a casa anche una birra tradizionale siciliana. I nostri ospiti vanno via con tantissimo materiale, ma ci piace questa cosa qui, pertanto avrai modo veramente, insomma, di gustarti questa tradizione anche sul territorio romano. La tieni tu? Così eventualmente la Troppe consigli. cose, il microfono. È vero, è vero, è vero. Grazie ad Ornella. Il premio Penalty Awards da un paio di anni a questa parte ha istituito anche una sezione particolare. La sezione si chiama Team Awards e vogliamo premiare un team in modo particolare ogni anno. E quest'anno insomma la redazione è andata fuori dalla Sicilia a pescare un nome, ma soprattutto una realtà romana di grandissimo successo. Parliamo di un presidente, ma parliamo in questo caso anche di una realtà che si chiama Monte Spaccato Savoia. Il presidente che vince il premio Team Awards 2021 è Massimiliano Monnanni, che invito qui sul palco. Buonasera presidente, arriva subito per lei il microfono. Consegniamo il microfono, eccolo qui. Grazie. Il premio Team Awards è un premio che vuole premiare soprattutto un team, una squadra che ha un obiettivo che non è soltanto sportivo, è un premio che serve per alimentare sogni, speranze e, perché no, progetti. Sì, intanto grazie per questo invito. Essere qui in Sicilia fa sempre molto piacere, perché l'esperienza che abbiamo iniziato noi nel 2018 con il Monte Spaccato è in qualche maniera una società e un impianto sequestrato alla criminalità, oggi in confisca di primo grado, è indissolubilmente legato alla Sicilia per delle ottime ragioni, e sono due i nomi che ci legano alla Sicilia, nomi di cui penso tutti siamo orgogliosi, siciliani e italiani. Uno è quello di Don Pino Puglisi, perché il 15 settembre del 2018, 25 anni esatti dal suo assassinio, noi abbiamo deciso di intitolare quell'impianto, che era un impianto gestito da un clan che ha ricevuto 370 anni di carcere complessivamente per vari reati aggravati dal metodo mafioso, un clan autoctono romano e non siciliano, perché almeno questo. La mafia non ha colori regionali. E quindi abbiamo voluto esemplificare questa scelta con un nome simbolo, che è quello appunto di Don Pino Puglisi, e l'altro è quello di Paolo Borsellino. Noi abbiamo avuto l'onore di ricevere il premio Borsellino, e questo credo che sia uno delle cose più belle che noi abbiamo vissuto. Come dicevi tu, il nostro è un progetto che fa squadra. Ogni ragazzo della nostra squadra, noi siamo arrivati, la società era stata retrocessa in promozione, oggi siamo in Serie D e l'anno prossimo faremo per il secondo anno consecutivo il campionato di Serie D. Ha più di 40 anni dall'unica esperienza del Monte Spaccato. Doppia soddisfazione allora, presidente. Sì, è una bella soddisfazione, perché ripeto, i ragazzi non si impegnano solo sul campo, con difficoltà, perché sono ormai atleti che sono alle soglie del professionismo. Ognuno di loro viene accompagnato da noi in un percorso di formazione, di ripresa degli studi, di completamento degli studi e di inserimento nei quadri societari e nello sport. Quindi abbiamo un allenatore che proviene dai nostri ranghi, ovviamente regolarmente patentato, e i quadri dirigenti che provengono da ragazzi che hanno fatto con noi un percorso che appunto si riepiloga nel titolo del nostro programma, che è Talento e Tenacia. E la tenacia è stata sicuramente, lo sarà sicuramente anche nei prossimi anni, punto fondamentale per un percorso di enorme crescita. Un applauso dunque al premio Team Awards 2021 al presidente del Monte Spaccato Savoia di Roma, Massimiliano Monnanni. Io invito qui sul palco a questo punto colui che la premia, ovvero uno dei nostri sponsor partner. Tra l'altro abbiamo qui la nostra splendida Ilenia con il pallone ufficiale della stagione Freddoneve, ed invito proprio qui l'amministratore delegato della Freddoneve, Tony Freddoneve, che ci raggiunge sul palco. Ciao Tony. Allora, consegniamo subito a Tony Freddoneve il momento importante con la targa
a Massimiliano Monnanni per quanto riguarda la sua presenza intanto qui a Palma di Montechiaro e soprattutto l'assegnazione del premio Team Awards 2021. Quando abbiamo organizzato la scaletta abbiamo detto è un personaggio talmente importante che deve essere la chicca finale. Siamo contenti di ospitarlo qui all'interno della nostra 8ª edizione dei Penalty Awards. Premio alla carriera 2021 ad una storia vivente del calcio italiano, ad una storia vivente della Roma che ha vinto un campionato meraviglioso, che ha sfiorato anche il successo europeo in una finale purtroppo persa contro il Liverpool. Premio alla carriera 2021 ad Ubaldo Righetti. Grande Ubaldo. Beh, anche colonna della nazionale, dobbiamo dirlo, anche colonna della nazionale. Buonasera. Giocatore che stava dietro di tutti con il suo fisico statuario, perché ancora devo dire che è alto ed in perfetta forma, e hai fatto sognare Roma, anzi hai onorato questo grande sogno con una vittoria meravigliosa di un campionato, una finale ahimè persa in malo modo, però Bisogna ricordarlo per forza. lo so, purtroppo spesso e volentieri chi perde ricorda un po' troppo spesso tutto questo, però va bene, hai ragione, Fa parte parliamone di un percorso, poco, fa parliamone parte di un poco. percorso. Che dire, l'attesa è stata lunga, ma Sì, ne è valsa è la vero, pena. e ti chiediamo scusa sull'attesa. No, assolutamente, scusa, è stata molto, molto interessante perché chi ha partecipato, chi mi ha preceduto, insomma, i discorsi sono seri e importanti e vanno affrontati in una certa maniera. Io ringrazio veramente tutti, ma questo è scontato, uno lo dice per prassi, però anticipo una cosa, se mi permetti. Certamente. Inventatevi un altro premio il prossimo anno, non sarà questo, se devo premiare qualcun altro io voglio ritornare. Sei innamorato già di questa terra? Sì, ma io un po' la conoscevo, quindi inventatevi qualcosa. Vedremo cosa succederà. No, uscirà qualcosa, non c'è molto da impegnarvi perché è straordinario. Io ho vissuto anche esperienze qui in Sicilia, ho allenato il 2000-2001 il Gela, poi qualche anno dopo anche il Vittorio, esperienze da allenatore importanti. Adesso fai il commentatore però. Ho fatto un po' tutto, ho fatto anche il dirigente, quindi è importante sperimentare, avventurarsi, conoscere i presidenti, che stasera ne ho conosciuto uno veramente straordinario. È vero. Perché come c'è il detto, no, che i presidenti se la cantano e se la suonano, e stasera abbiamo avuto dimostrazione straordinaria, se l'è cantata anche bene. Ubaldo, ti volevo chiedere, Complimenti. prima di passare alla premiazione e prima di invitare anche colui che ti premierà, di quella Roma vincente, qual è il ricordo che rimane indelebile nella tua mente? Beh, ma sono tanti. Io mi sono affacciato che ero giovanissimo, quindi mi sono rapportato con giocatori di uno spessore internazionale ed è importante, quindi lavorare con loro ogni giorno era dimostrare di essere alla loro altezza, perché dovevi guadagnare la fiducia, ma anche la fiducia dell'allenatore, e con loro sono cresciuto. Si è vissuto un momento incredibile che si è avvertito immediatamente quando si parla di gruppo, di spirito, ed è vero. Ed è vero, perché poi si è alimentato giorno dopo giorno, è diventato sempre più forte, la dimostrazione è anche nei momenti di grossa difficoltà. Nei momenti di grossa difficoltà uno dice sempre il gruppo, però in quelle situazioni un giocatore porta sempre ad andare da un lato che dall'altro, scarica responsabilità, invece noi eravamo sempre a supporto, uniti, a supporto del compagno. E poi stavamo in un ambiente importante, sano, il presidente Viola, ma soprattutto avevamo un allenatore all'avanguardia che stava avanti, e potrebbe essere ancora adesso il signor Lidom, il Barone, che stava già avanti molto anni luce rispetto a tanti altri allenatori, e anche oggi sarebbe moderno. È vero. A premiarti sarà il presidente Ajax Sicilia, ovvero José Sorbello. José Sorbello, tra l'altro, è un presidente dinamitardo e soprattutto poliedrico, perché è riuscito, secondo me, a dare una svolta impressionante all'Ajax, all'associazione allenatori. Microfono per José. Portiamo dentro questa targa che consegniamo a Ubaldo con anche il ricordo siciliano di Bacco. Ci tengo. Sei un buon gustaio, quindi sicuramente avrai. Eccola qui.
la presenza di Ubaldo Righetti, premio alla carriera per quanto riguarda i Penalty Awards 2021, con anche il ricordo di Bacco. Grazie Ubaldo Righetti, grazie, grazie. Presidente, sicuramente è un gran bell'evento quello che si tiene oggi in questa splendida location. È sicuramente un evento importante che da tantissimi anni ormai si ripete, perché è giusto riconoscere i meriti degli allenatori, dei giocatori, delle categorie dilettanti che molto spesso non vengono valutati per quello che fanno durante l'anno. Un'ottava edizione a testimonianza di quanto rivesta un carattere importante, ecco, questa manifestazione. Direi di sì, perché manifestazioni di questo tipo non ce ne sono, quindi l'organizzatore Ettore Tortorici ha cercato di colmare questo vuoto organizzando questa bella manifestazione che vede riuniti appunto allenatori, calciatori, dirigenti, addetti ai lavori di tutta la Sicilia. I primi passi in sta terra, marcare a fuoco lume cori, crescia forte sentimento, il lume mare e pisto soli, erano anni di incoscienza fra notte e giorno e un po' d'amore, io mi sentia come un gabbiano, sfidare d'impetu l'uventù, lasciare casa e lo paese, vincendo d'essere contento, ma io ti giuro a cuore in mano di marinaro torno capitano. E allora corre, 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 corre più forte di un destino, contro lo vento, la tempesta, contro la miriade di lo vicino. E allora corre, 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 per quando soli ti fa l'inchino, e per l'amore di sta terra tu fatti uomo, fatti paladino. Mettici cori, mente e arma, da tutti i passi da tua vita. Io che aperta a te inganna, perché un c'è nudo che t'aiuta. Venite stretta la famiglia, donde c'è Ida, non c'è pianciuta. Parole santi, parole scritte, parole schiette, nomini dritte. Di cui son padre dentro all'occhio, di cui cresceva come un suo figlio. Da lì avanti all'orizzonte che sei la strada che ti consiglio. E allora corre, 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 corre più forte dello destino, contro lo vento, la tempesta, contro la miriade di lo vicino. E allora corre, 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 fin quando soli ti fa l'inchino, e per l'amore di sta terra tu fatti uomo, fatti paladino. Allora corre, 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 corre più forte di un destino, contro lo vento, la tempesta, contro la miriade di lo vicino. E allora corre, 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 fin quando soli ti fa l'inchino, e per l'amore di sta terra tu fatti uomo, fatti paladino. Allora, da quello che vedo siete soltanto due, a premiarvi sarà un dirigente sportivo, una persona che conosce da molto tempo il calcio, lo ha vissuto scoprendo talenti, è anche un amico della nostra manifestazione. Parliamo di Alfio Sanfilippo, che invito qui sul palco. Buonasera Alfio. Buonasera, buonasera, eccoci qui, eccoci qui. Allora, pronti? Diamo il microfono al nostro Alfio con la busta contenente il nome di colui che vince e che chiaramente
porta a casa un premio importante per una stagione impegnativa per entrambi, perché anche se il Dattilo non l'ha vinta, insomma per qualche settimana ha fatto sognare i tifosi di Trapani, ma secondo me li farà sognare adesso, prossimamente, mentre invece tu hai praticamente vinto ogni anno da un paio di anni a questa parte. Parliamo in questo caso della CR Messina, un po' più spostati. Allora, hai bisogno degli occhiali? Cos'hai bisogno? No, non hai bisogno di nulla, hai bisogno solamente di leggermi colui che vince il premio per questa stagione. Per fortuna ancora ci vede. Vabbè, ci mancherebbe. Allora, il miglior dirigente Claudio Cammarata. ACR Messina. Eccola qui, consegniamo la busta a Federica, che a sua volta porge la targa da consegnare a Claudio Cammarata, miglior dirigente siciliano per il campionato 2020-2021. Claudio, hai vinto col Troina, hai vinto con il Licata, hai vinto con la CR Messina, ma ogni tanto perdilo qualche campionato. Diciamo che da qualche anno c'è questa costante. Ricordo anche che 10 anni prima ho fatto una bivinta, 8 anni di A con 7 salvezze. Questo è sottinteso. Diciamo che qualcuno ha detto Porto Fortuna, io dico anche Porto Fortuna, però di solito chi cerca di lavorare in maniera competitiva mi ha chiamato, quindi diciamo che è stato un giusto riconoscimento l'essere stato chiamato da tante squadre. Poi l'impegno ce lo metti alla stessa maniera da quando facevo il presidente in prima categoria, quando giocavo, a quando ho fatto gli 8 anni di A, a quando ho lavorato in queste piazze. Ho dato sempre tutto, quest'anno è stata una stagione lunghissima, logorante, pesante. Fin dal primo giorno abbiamo capito che era da correre, spaccarci le schiene perché avremmo vinto il campionato. Non lo dico adesso, l'abbiamo detto subito, perché c'erano dei momenti nei quali veniva da dire cosa stiamo facendo, però avevamo questa stella cometa che ci guidava, quindi peccato averlo vinto e poi è finita come è finita. Quest'anno, con il fatto che il campionato di promozione di prima categoria non si è disputato, abbiamo pensato bene di premiare quantomeno il campionato di Serie D, legandolo soprattutto alla tradizione siciliana, premiando il miglior allenatore siciliano, il migliore giocatore siciliano e anche il miglior dirigente siciliano del campionato di Serie D. Pertanto diamo subito lettura delle nomination del campionato di Serie D, che è stato vittima giustamente della data della manifestazione dei Penalty Awards, perché è chiaro che ad agosto molte squadre di Serie D sono già in ritiro e molti giocatori hanno già un contratto possibilmente con società professionistiche. Pertanto i 4 nominativi che erano in gara all'inizio per la vittoria finale, rimane soltanto una persona, solo un giocatore che ha confermato la sua presenza e che ho già visto qui nel parterre. Pertanto il miglior giocatore per quanto riguarda il campionato di Serie D della stagione 2020-2021 è Calogero Lapiana, che invito qui sul palco. Ciao Calogero, hai fatto fuori gli altri concorrenti in maniera semplice. Questo non vuol dire che tu sei meno forte degli altri, la vittoria è super meritata e io vi prego cortesemente, regaliamo un altro ennesimo applauso al vincitore di questa categoria, miglior giocatore del campionato di Serie D, miglior giocatore siciliano. Calogero, un campionato, avete raggiunto il vostro obiettivo, grande soddisfazione anche per questo premio e uno sguardo al futuro. Sì, la cosa importante di quest'anno a Paternò l'obiettivo era la salvezza e ci siamo riusciti anche con molte difficoltà. Poi per me è un onore essere qua con il penalty, con Ettore che mi ha dato la possibilità e l'invito di essere qua. Poi riguardando al futuro spero di lavorare e di salire di categoria. Poi il premio questo è per la mia famiglia che mi segue sempre e mi sostiene. Ultimi saranno i primi. Ciao Tommaso, ciao Pietro, al centro.
Tra l'altro siete in 2, quindi 2 hanno rinunciato a premiarvi il top per quanto riguarda il gruppo dirigenziale della federazione, il ritorno qui sul palco del presidente Sandro Morgana. Sarà lei ad aprire la busta. Sarà lei ad aprire la busta, possiamo consegnare la busta al presidente Morgana, pertanto c'è un vincente, c'è un perdente, ma siete comunque sempre vincenti perché ogni domenica giustamente date il massimo, quindi meritereste ogni domenica, secondo me, un premio di riconoscenza. È lo sport, è lo sport. Presidente, è pronto a darci il nome? Prontissimo. E allora, miglior allenatore per il campionato di Serie D, Tommaso Napoli. Rende una stagione incredibile per Tommaso. Diamo subito al presidente la targa che passa a Tommaso Napoli, tra l'altro conosciuto molto bene qui nel territorio di Agrigento. Tommaso, allora io dico sempre che anche se non si vincono i campionati è come se il sogno di averlo vinto portando una stagione in porto è sempre vincente. C'era un recupero, Rende Santa Maria, l'unica partita che ho visto di questo girone perché seguo altro. Il Rende vinse 1-0, ricordo, un gran gol di un ragazzo di Mosciaro se non sbaglio, da lì è iniziato un percorso incredibile. Il percorso di recupero con... abbiamo battuto il Santa Maria che era una partita infrasettimanale di mercoledì. Poi abbiamo la domenica battuto la CR Messina, poi siamo andati a Licata, abbiamo vinto fuori casa a Licata, abbiamo fatto 4 vittorie di seguito e da lì è subentrata in ogni mio componente della squadra, in ogni ragazzo la consapevolezza dei propri mezzi che se la potevano giocare con tutti. Quello è stato il periodo che ci ha lanciato a raggiungere quello che era l'obiettivo finale della salvezza. Sembrava irraggiungibile sulla carta, però se ha accettato questo incarico significa che ci credeva lei per primo, e una grande salvezza con un campionato vinto e oggi questo riconoscimento a suggello di una stagione molto positiva. Tutti mi davano del pazzo, però chi mi conosce caratterialmente so che queste mission impossible mi piacciono. Non sono né un masochista, non sono uno che... però ci credevo perché il campionato di Serie D è un campionato molto lungo e difficile, poi quest'anno a maggior ragione con tutti questi fermi Covid diciamo che ancora di più, per cui ci credevo. L'aver vinto stasera questo premio è la famosa ciliegina da mettere sulla torta. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i miei ragazzi che sono stati bravi, che sono stato anche tante volte un rompiscatole perché per non farli mollare, se voi avete visto avevo una squadra di 18 under e 9 over, per cui non era neanche tanto semplice catturare sempre l'attenzione e la concentrazione di ognuno di loro, però ci siamo riusciti e penso che sia pari ad aver vinto un campionato come dalla Serie D alla Serie C, la mia salvezza. Presidente, al centro di questo palco, come all'inizio di questo spettacolo dedicato al calcio dilettantistico siciliano, intanto la ringrazio per la sua presenza, per essere stato sempre lì attento su ogni parola che hanno detto tutti gli addetti ai lavori, dai giocatori ai calciatori anche agli ospiti, e credo che la sua attenzione sia anche una sua caratteristica, perché l'ho notato anche nel convegno che abbiamo fatto questa mattina. Attenziona sempre le parole, dà il giusto significato e poi le racconta condividendole, e anche quando non le condivide con classe e precisione. Beh, intanto la ringrazio, non so se è sempre così. No, è un dato di fatto, io leggo molto spesso e quindi mi accorgo. Ebbene, io sì, ho seguito con grande attenzione, ho ascoltato le cose che sono state dette. È ovvio che assumiamo degli impegni nel momento in cui siamo qua, quindi i campionati devono ripartire tutti e devono ripartire tutti in condizioni di grande sicurezza. Quel determinato livello di sicurezza va garantito per tutti i campionati perché ci si ammala tutti nella stessa maniera. Quindi questo è il mio impegno, questa è la cosa che noi facciamo. Abbiamo parlato tanto di educazione, lo abbiamo detto stamattina. Per noi è fondamentale, è di fondamentale importanza il ruolo che noi dobbiamo avere, che i nostri dirigenti devono avere, che i nostri tecnici devono avere. E se Santino Lopresti
dice determinate cose le dice perché sa quello che dice, non le dice così, quindi non le dice per caso, sa quello che dice, sa quale richiamo deve fare e soprattutto lo fa in maniera elegante, lo fa con tanto stile. E noi con i nostri dirigenti siamo molto duri, e lo sapete benissimo, non lasciamo passare niente e non lasciamo passare soprattutto la violenza, non lasciamo passare quelle cose che offendono lo sport. Ecco, noi siamo qua perché spendiamo la nostra vita per questo. Io ho passato 6 mesi, per fortuna ho degli amici che mi stanno molto vicino, Santino innanzitutto, poi tutti gli altri. Ho passato 6 mesi duri, dall'8 gennaio al 30 giugno, perché abbiamo consentito una ripresa. Se oggi c'è stata questa manifestazione, se ci sono stati questi premi, se questi calciatori, questi allenatori, questi arbitri non ce n'erano. No, per fortuna. No, arbitri non ce n'erano. Se questi hanno potuto prendere questi premi, se abbiamo voluto fare questa manifestazione è perché abbiamo avuto il coraggio di riprendere l'11 aprile le nostre attività e lo abbiamo fatto a costo di grandi rischi. Quello che io passavo il sabato, io sono uno molto ansioso, quello che passavo il sabato e la domenica era indicibile. La preoccupazione dei contagi, la preoccupazione di dover fermare, non c'è stato un contagio. È vero. Non c'è stato un contagio, bastava rispettare le regole e l'abbiamo fatto. È stata la nostra grande vittoria, amici. Stile e soprattutto le regole che sono fondamentali di una federazione che continua a progredire anno dopo anno, ma soprattutto presente sul territorio con i risultati che poi sono dalla vostra, perché la partecipazione delle società dei giovani è sempre continua. Certo. Abbiamo per lei il premio Eccellenza Siciliana per questa sua presenza qui ai Penalty Awards 2021. Grazie al presidente Sandro Morgana. Grazie. Io voglio qui sul palco adesso Federica Di Benedetto, perché Federica Di Benedetto è colei che ormai da 8 anni accompagna la presenza femminile sul palco della nostra manifestazione. Vieni qui al centro. Tra l'altro una bellezza mediterranea, una bellezza che ci fa capire come la cultura accompagnata con questo territorio in abbinamento ha sempre un grande successo. Per te abbiamo un ricordo con Ciuri Amara, con il suo inventore, un amaro esclusivo, Mario Franchino, che consegna a questo punto alla nostra bellezza femminile questo amaro aromatico che parla veramente della Sicilia. 30 secondi di promo. Assolutamente, 29-28, ok. Volevo dire solo una cosa, Ettore Tortorici, Maurizio Ciangio, Francesco Bellia, stasera vogliamo noi come azienda Sciuramara dare un riconoscimento, oltre a questa bellissima ragazza, a queste persone che hanno dato tantissimo, avete premiato gli altri e avete fatto tantissimo. Questo ha significato e ha segno che quando facciamo qualcosa per la nostra terra, insieme uniamo le forze, le capacità, le intelligenze, possiamo fare veramente tanto. Sciuramara nasce per questo. Il jingle è Sciuramara ama Sciuramara, perché una parte del ricavato va per persone disagiate e per dei villaggi dell'Africa. Grazie a voi. Grazie Mario. Grazie a Federica. 30 secondi per dirvi grazie a tutte le persone che hanno lavorato dietro a questo evento dei Penalty Awards. Mi piace sottolineare la figura soprattutto di alcune persone che mi sono vicine appunto da moltissimo tempo, Salvo Campo, Angelo Pandolfo, Orazio Marino. Non vorrei dimenticare qualcun altro, chiaramente non posso non ringraziare in modo particolare Maurizio Ciancio della Pianeta Vacanza Consulting e anche la figura di Francesco Bellia con tutta l'amministrazione comunale di Palma di Montechiaro. È stato un piacere stare con voi, vi aspetto alla prossima stagione calcistica. Grazie a tutti, arrivederci. Il miglior allenatore, il migliore giocatore e il migliore dirigente siciliano per quanto riguarda la stagione scorsa.
Verrebbe da dire, Ettore, chi te lo fa fare organizzare questi eventi, visto e considerato l'immane lavoro che c'è dietro l'organizzazione? Beh, guarda, è una pazzia folle che ormai mi accompagna da 8 anni e sono contento perché quest'anno il tutto è stato sposato, oltre che dall'amministrazione, da Pianeta Vacanze Consulting di Maurizio Ciancio, che ha voluto abbinare, oltre ai Penalty Awards, un village che si trova proprio fuori, all'esterno del Palazzo Ducale, con tante attrazioni per i bambini. Quindi abbiamo voluto coniugare il divertimento per tutti ad una passerella che comunque il calcio dilettantistico merita. In questa puntata della nostra trasmissione avremo un personaggio molto competente, parliamo di Salvo Martorana, che ha raccontato le meraviglie del calcio siciliano attraverso un libro che si intitola proprio Le meraviglie del calcio siciliano dagli anni 60 agli anni 90. Intanto ben trovato, caro Salvo. Buonasera. Hai realizzato un almanacco straordinario, intanto soprattutto pieno di fotografie che sono quasi introvabili. Introvabili, sì, perché sono stati dati dalla disponibilità dei diretti interessati. Certo. E ovviamente chi ha il post all'interno del libro mi ha favorito queste foto che sono inedite, foto magari... Sono molte foto personali. Sì, foto personali ovviamente che hanno ovviamente i suoi anni, i suoi tempi. Certo. Che sono stati... È un bianco e nero che comunque piace. Piace, esatto, molto originale, ed è stato ovviamente diciamo, questi anni sono stati anni di lavoro, anni di passione, anni di amore per il calcio. Quanto tempo hai impiegato per raccogliere tutto? 3 anni. 3 anni sono tanti. 3 anni sono tanti perché io inizio principalmente dal dilettantismo, proprio diciamo, facendo vedere nelle foto, anche nei testi, il vero calcio siciliano come è nato. Il calcio dilettantistico è nato con la seconda, terza categoria, prima categoria, e molta gente che ovviamente ha calcato questi campi
ovviamente entusiasma, è ovviamente felice, perché, certo, si ritrova a vedersi in un libro dove appunto vengono raccontati storielle, aneddoti, diciamo numeri, stagione. Quali sono state le meraviglie più belle di questi 30 anni, 60, 70, 80 e 90? E allora, io questa domanda me la sono posta pure io e quindi io stesso mi sono un po' interrogato. Allora, per me personalmente e penso per molti, gli anni 70 sono stati i migliori in assoluto, anche perché non ti nascondo che è stato il periodo in cui giocavo pure io. Beh, chiaro. Quindi, stesso discorso per me comunque. È ovvio. E il discorso qual è? Che tu hai avuto conoscenza in prima persona di questi signori, la maggior parte di questi giocatori che si sono fatti valere nei campi di promozione, quarta serie, serie C, anche di B e di A, perché per esempio io cito il grande tarantino Bartolo, che era un grandissimo amico mio, che lui ha iniziato nel Ribera, poi nel Licata, poi nel Siracusa, è andato nella Roma e poi è stato il capitano del Venezia in Serie A. E quindi è tutto dire. È tutto dire, certo. E anche perché c'è degli aneddoti pure diciamo nei suoi confronti, in cui mi chiede dei limoni per la moglie che era molto ghiotta di limoni, addirittura, e io gliene porto una cassetta. Lui mi ha detto questa frase, dice: ma Salvo, dice, ma io che devo fare la granita con questi limoni? Insomma, storielle un po'. E poi c'è pure una parte dove io quando giocavo facevo la partitella infrasettimanale col Palermo, Palermo prima squadra, e c'era il signor Erminio Favalli, grande giocatore per carità, che aveva il vizio di fare il falle facilmente nei confronti del difensore. Io avevo 17 anni e dai oggi e dai domani me lo sono marcato. Alla fine com'è finita? Gli ho fatto un fallo che l'ho fatto volare in aria e si è arrabbiato. Si è arrabbiato e là sono nati i discorsi. E anzi ti posso dire una cosa, ci siamo trovati diciamo di mezzo un grande veneranda, quello con i capelli bianchi alla nave del Palermo, che ovviamente ci ha fatto riappacificare. C'è stata poi occasione per rincontrarlo e pianificare tutto? Sì, perfetto, questa è la cosa più importante. È stato il grande Tonino De Bellis che ci ha fatto incontrare in un bar a Mondello e ci ha fatto fare pace. È chiaro che tu in questo libro parli del calcio siciliano a 360 gradi, non soltanto Palermo, perché ci sono tante storie anche a Catania, Messina, Siracusa, Caltanissetta con la storica Nissa, Acragas e tante altre sono società. Sono stati citati tutti indistintamente, per loro anche dal grande Polizzo, non so se tu Guido De Maria, per esempio in merito a Polizzo c'è una bella storiella, raccontacela. Che lui quando dal Cosenza gioca alla Massimiliana, va a finire alla Massimiliana, la Massimiliana, i proprietari che erano i Massimino, quindi c'era il suo Pippo che era un grande signore del calcio, è molto conoscitore del calcio siciliano, è vero, molto passionale, sai. E quando il presidente di una volta, Salvo, diciamolo pure, il presidente di una volta, sia lui che tutti i fratelli, intendiamoci, grandi signori. E si ritrova Polizzo comprato dal Cosenza e dice una frase, dice: ma tu, gli dice all'interessato, dice: ma che mi puoi dare, un sconcorriglione, perché era dal fisico esile e alto, però non aveva quell'aspetto di un grosso giocatore. Però con gli anni il signor Pippo si è ricreduto e l'ha dichiarato e ha detto: mi ero sbagliato. Era un grande giocatore. Era un grande giocatore, come in effetti poi ha fatto 15 anni di Serie C e alcuni campionati di B. Importanti, è vero. Insomma, poi ovviamente mi sono detto che questo libro non aveva una fine così recente, è molto, diciamo, ridotta, e mi sono espresso di pubblicare la seconda edizione, che verrà alla luce quando? Penso che intorno al periodo dell'8 dicembre. Ah, quindi entro quest'anno? Sì, perché ora ti spiego. Hai troppo materiale, secondo me. Sì, troppo materiale. Dice, no, perché? Perché io avevo iniziato a completare questo libro con 800 pagine. Ora io poi mi sono detto, anche con la collaborazione
collaborazione del grafico e del tipografo, mi ha detto guarda che 800 è una follia, è una follia, è un dizionario, quindi viene molto pesante a leggerlo, dividiamolo a metà, come infatti... Diciamo allora che questa è una prima parte. Una prima edizione, ci sarà la seconda edizione e io vi voglio pure meravigliare. Farai una terza? Quinta. Addirittura, quindi... Io mi sono impegnato davanti ad altre tv e altri giornalisti di mantenere la promessa e di arrivare al quinto volume. È un lavoro immane. Sì, perfetto, ma il materiale non mi manca. Quello sicuramente, no, certo. Perché io ho molta gente che mi telefona continuamente, si mette a disposizione diciamo, la loro carriera perché vogliono essere inseriti in questa bella realtà, che è una realtà meravigliosa. È vero. Sì, è vero. perché, lo sai pure perché? Perché molta gente, detto da loro, intendiamoci, molta gente si era un po' rassegnata, neanche ricordava la propria carriera, non ricordava neanche i compagni. Con questo libro li ha riesumati, hai rispolverato memorie passate, dai ricordi e delle foto e soprattutto le foto fanno tanto. E poi un'altra cosa, ho fatto un'iniziativa meravigliosa perché mi sono detto non basta il libro, ma bensì basta, diciamo, ci vogliono anche le rimpatriate. Mi sono messo a fare le rimpatriate. Addirittura? Sì, come no. Li hai radunati magari davanti a un bel piatto? Sì, esatto. Allora io ho fatto delle rimpatriati sia a Palermo, a Catania, a Patti, a Messina, ora spero di farne qualcuno, a Siracusa, addirittura, a Marsala. Insomma, non ti sei fatto mancare nulla? No, ho girato un po' in lungo e largo della Sicilia, invitandomi giustamente gli ex, certo. Quelli forti, quelli che hanno una carriera ben forte e sono stati felicissimi di ospitarmi e anche di ritrovarsi, ma là si sono ritrovati gente che non si vedevano da 40 anni, dai 50 anni, le lacrime agli occhi, gli abbracci, tante belle cose. Immagino. Cioè una cosa che nessuno aveva fatto e tu ci sei riuscito. Io ci sono riuscito. Anche e soprattutto grazie a questo libro che esatto. Vi ricordo si intitola Le meraviglie del calcio siciliano dagli anni 60 agli anni 90. Questa è la prima, diciamo, parte dal dilettantismo al professionismo, e questo è importante perché il calcio negli anni 60 non era solo professionistico, anzi le categorie professionistiche erano molto meno rispetto a quelle attuali, pertanto il dilettantismo era a suo tempo un professionismo celato. Esatto, perché ne abbiamo, io ho avuto modo di avere la conoscenza di molti giocatori che venivano dal Veneto, dal napoletano e sono pure citati, ma anche se io parlo di talenti siciliani, alcuni che sono stati adottati dal paese o dalla città dove hanno giocato sono stati citati perché hanno contribuito con la loro squadra a fare dei bei campionati. Guardando queste fotografie in bianco e nero che sicuramente ispirano tantissimi ricordi, mi sorprende, ma in maniera molto limitata volendo, che i campi polverosi lo erano negli anni 60, purtroppo lo sono ancora negli anni 2020, però per chiudere voglio farti una domanda: come sarà a questo punto secondo te, dopo che tu l'hai vissuto quasi agli albori degli anni 60 il calcio, come lo vedrai nel prossimo periodo? Decennio, mettiamoci decennio, sì, dai. Allora, io penso che le strutture diciamo di campi di calcio, quelle che diciamo che tuttora esistono, io ho notato un miglioramento. Dice perché? Perché c'è stato l'evolversi dell'erba sintetica e molti, forse magari perché conviene... Qualche campo si è adeguato, sì, qualche campo si è adeguato. Io vedevo paesine come Marineo, io mi baso su Palermo, Marineo, Misilmeri, Villabate e alcuni campi di Palermo che erano tutti all'epoca, tutti in terra battuta, ne sanno bene questi ginocchi. Immagino. Questi ginocchi. E adesso li vedo tutti in erba sintetica. L'evoluzione c'è stata. C'è stata, perfetto. Speriamo
Speriamo che ci sia l'evoluzione anche dal punto di vista dirigenziale. Dirigenziale, bravo, perché io ho notato questo, che molti presidenti, diciamo, di una volta non ci sono più. Io vedevo che il Caltanissetta, che aveva la Nissa era il fiore all'occhiello del calcio siciliano, diciamo, partendo dalla promozione sino alla C, la Nissa non si risparmiava a comprare questo o quell'altro giocatore, aveva i migliori giocatori in circolazione di quel momento, e quindi faceva sempre squadre a livello del campionato. Purtroppo i tempi sono cambiati, e purtroppo anche, devo dire, ho notato che molti paesi grossi, tipo la mia Bagheria, che deve giocare in prima categoria. Qualche anno fa ha avuto un lampo di... diciamo che si era un po' svegliata. Sì, l'allenatore era Marco Mineo, un grandissimo amico mio, Marco. Però gli ultimi tempi... È ritornata di nuovo nei meandri. Del baratro. Pazienza. Allora, Salvo, la promessa è quella che appena verrà fuori questo secondo numero, quindi sotto il periodo natalizio, ci verrà a trovare qui a Penalty nella nostra 11ª stagione, e così continueremo a raccontare quello che è stato un po' il passato del calcio dilettantistico e professionistico siciliano dagli anni 60 agli anni 90. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi del vostro invito e arrivederci alla prossima. Va bene. Rientrati dopo questo brevissimo spazio pubblicitario, e come avevo anticipato proprio prima della messa in onda della pubblicità, con mister Turi Di Stefano abbiamo deciso di chiudere la puntata odierna ricordando anche la figura di un calciatore che qui in Sicilia ha avuto una bella carriera, un personaggio che insomma tu hai avuto modo di conoscere e frequentare per moltissimo tempo. Parliamo di Franco Bertolo, che è scomparso all'età di 62 anni, purtroppo per un male incurabile. Lui è stato un giocatore portante di una Catania Primavera di tantissimi anni fa, poi ha avuto anche una bella carriera, soprattutto nel Messinese. Che ricordo hai di Franco Bertolo? Un ricordo straordinario, un gentleman all'inglese, un personaggio fisicamente ben dotato, parlava poco ma si faceva ascoltare. Lui giocava... Era un leader in campo? Sì, senz'altro. Lui è venuto dalle altre nell'80, giocato anche in promozione, siamo portati il campionato, poi è rimasto qui 2 o 3 anni nell'interregionale. In quella foto che tu hai visto, sì, che stiamo anche guardando in sovraimpressione in questo momento, dove ci sono io Capellone, vicino a me c'è Angelo Busetta, non Capellone, no. E poi a seguire difatti c'è Franco Bertolo con i baffi, vedete, statuario. Vedo anche in fotografia Pippo Strano. Pippo Strano, ecco la coppia centrale. Sì. Pippo Strano e Orrento. Sto per vecchio stampo. Vecchio stampo, lui molto cauto, molto calmo, tranquillo, che dirigeva. Praticamente era non solo il leader, quello che dettava i tempi anche della difesa. Quindi un libero moderno. Sì, indubbiamente. Io lo definivo il Maldini della situazione, non il figlio, il padre che giocava al libero. Sì. Faceva qualche maldinata per la troppa sicurezza a volte, però con i piedi veramente puliti. Lui era un personaggio, ripeto, che non solo si faceva ascoltare con gli occhi, nello spogliatoio era un altro leader, come lo era anche Giovanni Italia, no? Sì. Armando Totoli, però a lui lo ascoltavano. Giocatori silenziosi ma di grande personalità all'interno del gruppo. Hai detto benissimo. Lui era, ti ripeto, un personaggio che si faceva ascoltare senza parlare, cioè senza parlare tra virgolette, certo. Nel senso, con l'arbitro sapeva come, anche se non era lui il capitano perché era Peppetto Fichiera, ma lui si faceva ascoltare dall'arbitro, perché già la figura sua, con quel sorriso, con quella pacatezza, l'arbitro lo ascoltava. Quindi io
Noi abbiamo un bel ricordo, tutta la Mascalocia lo ricorda. Sì, è vero. Non solo il paese, ma tutta la squadra. Infatti noi vogliamo abbracciare la moglie Cecilia, i figli Stefania e anche Antonio, che tra l'altro abbiamo saputo che ha giocato anche a pallone con la Pattese, perché poi lui si era trasferito nel Messinese. Da molto tempo si è trasferito là a Patti, dove lavorava lui, la moglie. Infatti oggi gli ho telefonato per rincuorarla un attimino, anche se è molto difficile. Infatti chiaro, la scomparsa di una persona così importante nella propria vita è sempre molto difficile da assorbire. Noi penalty, tutti gli sportivi, credo anche della Sicilia. Assolutamente sì, infatti quando tu mi hai chiamato, anche e soprattutto perché avevi il piacere di ricordare la figura di Franco Bertolo, come tu ben sai io sono sempre molto aperto nel ricordo dei nomi degli sportivi siciliani. L'unica persona dove io potevo venire era qua, quindi in esclusiva. Non c'erano dubbi, solo da Ettore. Grazie. Tra l'altro colgo anche l'occasione per stringermi ad un'altra famiglia, la famiglia Corsino, perché purtroppo in settimana, qualche giorno fa, è scomparsa un'altra figura sportiva, ovvero quella di Nino Corsino, che era il responsabile regionale del calcio a 5 per il settore giovanile scolastico della Federazione Italiana Gioco Calcio. Purtroppo è venuto a mancare, quindi un altro uomo di sport che comunque lascia un segno di buon auspicio per chi poi dopo vivrà di calcio. Ma indubbiamente personaggi importanti, personaggi che hanno dato molto. Hanno dato moltissimo. Si è studiata la luce. All'improvviso è tutto scuro. Prende un attimo si è fermato il cuore. No, non si fa così. L'unico vero sole è sta città. Che sta città che è disgraziata. Che tutte vanno martoriate. C'era dall'anima sto popolo. C'era tu senza roccampà. Si stata sindaca, governatore e re. Ci divisa a spada tratta. C'era d'orgoglio e dignità. E una bandiera dove poter chiagnere e cantare. Si state scognizze di quartiere. O più grande masagnella. Ci portate mano in mano. Annanza gente di tutto il mondo. Poi ci regala chi lo rispetta. Che non ci arrivano per dispietto. Napoli che significa per te a questo punto? Mia casa sicuramente. Diego Armando Maradona. O più grande lo pallone, ma o più grosso ancora di più. Tutto ne verindo cuore, fatta a forma in un pallone. Quando vecchia fatta a diventare guaglione. È come se fosse scomparso un parente, uno di famiglia. Mo ci hanno rubato l'anima. E l'amore dei partenopei e del mondo del calcio per il Pibe d'Oro è impossibile da spiegare. O cielo azzurro è tutto scuro. Una ventata fredda ci ha gelato il cuore. Rindasti lacrime che scendono. Brillano lucente solamente i tricolori. Chi ne tante che la gioia. Chi ne tutta l'emozione. Ciao Diego. Sei stata per noi l'essenza in una parola. Amore. Ciao napoletani, sono qui con voi, sono molto felice di essere con voi in questo momento. Io so sinceramente che l'amicizia e tutto quello che abbiamo fatto in Napoli lo sappiamo i napoletani e io. Sappiamo tutti noi che abbiamo fatto tutto contro tutti e questo non si può cancellare, questo non si cancella. Per quello tutto quello che dicano di me sui napoletani non darle retta, perché io con voi sarò sempre lo stesso Diego il napoletano. Un bacio
per tutta Napoli. Questa è la maglietta di Diego. Comunque abbiamo fatto a cambio dei mondiali del 90 a Napoli. Cambio. È stato piacevole scambiarla, ma ovviamente non era un momento particolarmente felice, insomma. Avevamo appena perso la semifinale mondiale ai calci ai rigori. Serena. Praticamente per noi voleva dire perdere ovviamente la possibilità di disputare la finale. L'Argentina è finalista in Coppa del Mondo. Ricordo si scelgono, bandiere che cantano, finestre che chiacchierano, e tutto attorno sapete, non si sente a distanza, tutto il mondo è una stanza chiede perché. Campione, tu sei un po' che tutto quanto, che si sta chiuso in capo mondo, era da luce a chi non campa, a chi nessuno vede più. Tu che si chiamava lui, scendeva e ti metteva le scarpe, ti disegnavo cambiaporte, tu sono contro tutto quanto. Campione, e che stasera non ce la faccio, e tutto quello che hai scritto, e potrà l'ultimo abbraccio, ti giuro non ti scordo più. Maradona, Buriciaga si è spinto in avanti mentre Maradona ha la palla, ecco che scatta ancora la nazionale argentina. Maradona superando splendidamente un avversario, due avversari, alla palla sul destro, gol di Maradona, splendido gol di Maradona, questo è tutto fatto con i piedi. Senza Galeazzi gli Abbagnale sarebbero stati gli Abbagnale. Il dibattito è aperto e i puristi non storcano il naso. Il medagliere sarebbe stato lo stesso, ma una cosa è vincere 2 ori olimpici consecutivi e perdere il terzo all'ultimo metro. E un'altra è diventare icone pop, simboli dello sport italiano, ambasciatori del valore della fatica, della possibilità di primeggiare e riscattarsi attraverso il lavoro. Chi ha reso possibile l'extra medagliere sono stati Giampiero Galeazzi e le sue telecronache che definire accorate è un eufemismo. Telecronache che univano tutto tecnica. Aveva praticato il canottaggio ad alti livelli, sociologia, tempi cinematografici, una spruzzata di retorica. Quella voce roca che scandiva i colpi al minuto, che non ha mai sminuito il ruolo di Peppiniello di capo, a che gridava talmente forte da catturare l'attenzione anche di chi a casa non stava seguendo. Se grida così, vuol dire che è una cosa importante. Aveva l'arte, professionalità e riduttivo di tenerti incollato alla TV per 2000 metri di canottaggio o 1000 di canoa. E alla fine si era felici per gli Abbagnale, per Antonio Rossi, e sollevati per lui che non si era sentito male. Andiamo ragazzi, ultimi 500 metri per l'alloro olimpico con la Bulgaria, Oscar e Greve. Ora vedremo se riusciranno a scattare come al loro solito per questa gara. Dunque, Italia, Bulgaria, Gran Bretagna, Romania, Germania dell'Est e Unione Sovietica all'attacco degli ultimi 500 metri. Siamo sempre sui 36 colpi. Gli Abbagnale in testa di 2 imbarcazioni. Aumenta ancora Giuseppe, il suo show, il suo magnifico show negli ultimi 300 metri di gara, quando mancano ancora, con gli inglesi che cercano di recuperare il tempo perso in partenza, ma il loro divario è notevole. Penso che Giuseppe Carmine, la cui sicurezza, la cui grande preparazione è segno di garanzia, vedete ora come Obster e Greve abbiano attaccato la Bulgaria e si gettino all'attacco di Giuseppe Carmine Abbagnale, ma all'esterno c'è anche l'Unione Sovietica. È pesante la barca inglese, si ferma, c'è un pesce anche di Regre che va sulle boe, incredibile, con l'Unione Sovietica che va all'attacco
della Gran Bretagna. Giuseppe e Carmine, ultimi 250 metri, li distaccano dalla gloria immensa di una vittoria olimpica. Giuseppe e Carmine a Bagnale in testa, si presentano a 150 metri dal traguardo. Attenzione alla Germania dell'Est, all'inferno che sta attaccando proprio in questo momento, un finale incredibile della Germania dell'Est, mentre Giuseppe e Carmine hanno patito un momento di blackout. Ci sono ancora 50 metri con la Germania dell'Est che sta rivenendo fortissimo. Reagisce comunque Giuseppe, che regge magnificamente, sta reggendo negli ultimi 10 colpi, rinviene la Germania, ma la prua italiana è la prima a vincere davanti alla Germania dell'Est e vince davanti addirittura alla Gran Bretagna che è solamente terza. Galeazzi non tornava mai a casa a mani vuote. La vecchia scuola di giornalismo, che poi in teoria dovrebbe essere eterna, porta qualcosa e andrei certamente in pagina o in video. E la sua borsa era sempre stracolma. L'idea di far fare le interviste a Maradona dopo il primo scudetto, nello spogliatoio del Napoli, è oltre la genialità. È arte moderna. Duettava di fino con Dino Viola, che era un po' il Montale del calcio. Si divertiva con Platini, non era mai deferente, nemmeno con l'avvocato. Firmò le 2 interviste più incredibili agli Edolmi e Bianchi, 2 taciturni che avevano appena vinto lo scudetto con la Roma e col Napoli. Li prendeva sotto braccio e non li mollava. I cartelloni fissi con gli sponsor non c'erano e nemmeno gli obblighi della Lega. Era alla matriciana, possiamo dire. Una matriciana sopraffina. All'epoca le statistiche e la tattica non si sapeva neanche cosa fossero. Qualcosina, un minimo, cambiò con Sacchi. Anche lui finì sotto braccio con Galeazzi dopo la vittoria decisiva in casa del Napoli di Maradona. Era la concretizzazione del fatece largo che passammo noi. Sembravano che i tempi cupi per la Roma fossero finiti, ecco che invece è arrivata cocente, secca la sconfitta ad opera del Catanzaro. Un Catanzaro naturalmente che è apparso un mostro in questo Olimpico. L'eroe della giornata è stato Palanca. Vediamo il filmato di questa partita. Se lo permettono naturalmente questi ragazzi un po' maleducati, comunque possiamo vedere le immagini di questa. Ecco il primo gol di Palanca. Ed è un gol sul calcio d'angolo, è uno specialista Palanca su questi gol. Adesso vediamo l'azione del rigore della Roma ad opera di Zanini che ha atterrato Rocca, ed è il rigore di Bartolomei, è il primo rigore in favore della Roma in questo campionato. Un tempo funzionava così, un microfono, la telecamera al seguito, senza dimenticare il tecnico col faretto, una buona dose di improntitudine. La scritta Rai non c'era porta che rimanesse chiusa, nemmeno quella degli arbitri. Galeazzi era Galeazzi. Non cambiò nemmeno nel tempio dei perfettini il tennis. Rimase fedele al proprio schema. Adriano. Una rivincita, Adriano. Adriano, una rivincita. Che ci dice Adriano? Che devo dire ormai? Cosa sarebbero state le sue telecronache di Alberto Tomba? Ma lo sci non gli toccava. Tutto quanto fa spettacolo era lo slogan di Odon, una nota trasmissione TV degli anni 70. Una definizione perfetta per Galeazzi, che fu il primo e per certi versi l'unico a rendere le telecronache uno show, a far appassionare a quegli eventi anche i non appassionati. Allargò la platea. La rese non più una esclusiva di maschi competenti. Se ne accorse Mara Venier, che nel 1994 lo volle con sé a Domenica Inn. Apriti cielo. Aveva violato la sacralità del giornalismo. Gli fecero la guerra, la persero. Non lo sapeva forse, ma viaggiava con 20 anni d'anticipo. Dopo è stato tutto un provare a imitarlo, anche e soprattutto nell'enfasi della telecronaca. E lui adesso si urla anche per un gol in una partitella di quartiere. Mi dice Marco Mazzocchi che ci sono delle immagini che riguardano Materazzi, un attimo da guardare insieme. Guardiamo un po' cosa ha fatto Materazzi. Eccolo qua. Ecco. Ci siamo io e te 10 minuti fa e quello è Materazzi. Adesso andiamo a cercarlo. Mi sembra di essere tornato indietro ai tempi dello scudetto di Maradona negli spogliatoi. Maradona aveva già fatto la doccia. Sono degno. Evidentemente iniziavo la mia carriera con Maradona, la concludo con Materazzi che ha alzato la Coppa dell'Unità d'Italia. Sono contento di essere stato fraticiato da Materazzi. Comunque sono contento di aver vissuto una grande giornata di calcio e di sport. Innanzitutto la tua carriera continua. Sono Materazzi lo aspettiamo.
29° minuto del secondo tempo. Dalla bandierina Costi. Da un giorno a un altro, lì in quei mondiali del 1982, per me è cambiato sicuramente tutto. Ci sono dei periodi in cui è come se tu fossi, come dire, baciato veramente dalla buona sorte. E gli occhi vispi, quel viso sempre incavato che spingeva tutte le mamme italiane a pensare: ma sto benedetto ragazzo non mangia? Financo il modo di correre di Paolo Rossi, fatto di scatti brevi e velocissimi, e il suo modo di rifiatare, umanissimo, come avrebbe fatto qualunque essere umano, non un atleta, con la mano a tenersi il fianco. Ecco, tutto ciò era con precisione chirurgica all'Italia semplice che voleva riprendersi la propria vita. Senza nemmeno accorgersene, il tempo ha girato la boa degli anni 70, ma la loro onda lunga non è ancora finita. E io me lo ricordo bene, il caldo afoso del 1982, insopportabile, di quei giorni, con l'afa che ti appiccicava alla pelle la maglietta sul motorino. E io me ne ricordo bene le file dal giornalaio per acquistare la copia della Gazzetta dello Sport durante i mondiali dell'82 e la coda alle 6 del mattino il giorno successivo alla vittoria dei mondiali per avere appunto la copia con in copertina Paolo Rossi, quel ragazzo semplice che nonostante tutto per il paese era e sarebbe stato per sempre l'icona della bella provincia italiana, l'immagine della Nerossi Vicenza prima e del Perugia poi. Paolo Rossi, tutta una parola certamente, con i suoi gol non ubriaca di gioia il paese. Cioè ovviamente sì, ma sarebbe molto miope e riduttivo confinare le conseguenze delle sue reti alla gioia di un paese per un titolo mondiale di calcio. Paolo Rossi, non so quanto consapevolmente, fa molto di più. Lui porta l'Italia tutta sul tetto del mondo, ma soprattutto indica una via. E la indica con la semplicità di un ragazzo che già da 5 anni ha guadagnato le copertine ma continua ad andare in bicicletta per le strade del centro. Il signor Rossi, mai cognome fu più magicamente esplicativo, evocativo di una condizione di genuina spontaneità dell'animo e di naturalezza, quasi naif dei comportamenti. Dicevo, il signor Rossi in quel 1900 può fare o conquistare l'inimmaginabile. E come ce l'ha fatta a rialzarsi la nazionale, vincendo addirittura i mondiali, ce la può fare. Quando vinci una cosa importante non vinci solo il trofeo, vinci con gli altri. Sono anche momenti di rivalsa. Ci sono delle motivazioni in quella coppa e dentro c'è proprio la tua vita, non c'è soltanto il gol. La faccia da vicino di Pianerottolo, a cui chiedere 2 foglie di basilico del signor Rossi e il suo fisico da impiegato che raggiunge ogni giorno il posto di lavoro con i mezzi pubblici, ci restituiscono per sempre la cifra di un uomo che è rimasto fedele a se stesso, al signor Rossi, più ancora che a Paolo Rossi, anche nei decenni a venire, quando negli studi televisivi ha sempre dato l'impressione di preoccuparsi di non disturbare, di essere fuori posto di fronte a cotanto altro divismo, spesso fuori luogo nel tempo e nello spazio e quasi sempre sgarbato e volgare. Lui, che la storia del football e quella sociale del paese la aveva presa sulle spalle e spostata di peso, come nell'antichità spostavano il corso dei fiumi. Quel corso della storia calcistica che Paolo... Gli azzurri già nella finale del 70 avevano fatto male ai Verdeoro con Boninsegna, che interruppe un loro palleggio sterile a metà campo e filò dritto verso la porta. Se ce l'ha fatta il signor Rossi, ce la può fare ogni italiano, in qualunque campo. Seguir con gli occhi un airone sopra un fiume e poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felici sopra l'erba per ascoltare un sottile dispiacere e di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire.
raccomandarsi, perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve non fa rumore. E guidare come un pazzo, affari spenti nella notte per vedere se poi è così difficile morire. Chiudere gli occhi per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi emozioni. Emozioni. Catania-Palermo è il derby anche dell'Ajax, una tradizione che si rinnova, un confronto calcistico che dura da alcuni decenni. Sono i mister i protagonisti, quelli della famiglia dell'Associazione Italiana Allenatori delle due maggiori città siciliane. Nella settimana prenatalizia 2021 il primo dei due consueti atti. Scenario Torre del Grifo, con ringraziamenti al direttore area sportive del Catania Maurizio Pellegrino per l'ospitalità e un evento tornato finalmente in scena dopo un anno di assenza. Un lunedì pomeriggio, quello del 20 dicembre, nel segno dei protagonisti in campo, ma anche di vecchie glorie del calcio isolano con comune denominatore i veri valori dello sport. E allora, quale migliore mezzo se non un derby Catania-Palermo? Per la cronaca, 4-2 di Marchettenea con colpi a firma di Pannitteri, di Gregorio e in mezzo la doppietta di un insolito attaccante che risponde al nome di Armando Pantanelli, per il rosanero reti di Campione e Ferrara. Quanti nomi del passato in questa giornata di festa. A Pasqua la replica di questo derby a Palermo. Abbiamo ripristinato quella che era una tradizione per noi dell'Ajax, che è il classico derby amichevole tra Ajax, Catania e anche Palermo, bruscamente interrotto dalla pandemia. Abbiamo ripreso, sono molto felice perché ho avuto una grande partecipazione, con tanta voglia da parte di tutti. Alle mie chiamate hanno risposto tutti positivamente, anche grandi firme abbiamo oggi. E quindi questa è una festa per noi dell'Ajax, l'importante è stare assieme, vederci anche con gli altri allenatori del Palermo, ed è una giornata importante che sia solo una giornata di sport, è una giornata dedicata agli allenatori. Oltre alle idee, che sono la cosa più importante, anche i numeri sono importanti, noi abbiamo raggiunto e superato quota 200, quindi questo è un grande obiettivo, segno che abbiamo lavorato tanto, ci siamo spesi tanto, abbiamo girato per i campi, siamo andati a trovare scuole calcio, diciamo, società, allenatori, e quindi questo ha portato anche ad incrementare il numero degli associati. Chiaramente oggi faremo anche una premiazione per dei ex allenatori del Catania che hanno dato tanto a Catania, al calcio, a noi allenatori sono stati sempre degli esempi, sono quasi delle istituzioni per noi, gente che ha fatto davvero del bene a Catania e al Catania. Si tratta di Bianchetti, si tratta di Guerini, si tratta di Maurizio Pellegrino, abbiamo anche Busetta, abbiamo Melorusso e Bianchetti, quindi andiamo a premiare davvero dei personaggi importanti che tanto ci hanno dato a noi allenatori, anche dal punto di vista tecnico, dal punto di vista comportamentale, quindi anche dentro e fuori dal campo. Ci siamo prefissati all'insediamento intanto di dare quanto più formazione ai nostri tecnici, sia provinciali che poi comunque anche regionali. Abbiamo organizzato tanti stage, stiamo spaziando su tutto quello che è il profilo calcio, quindi calcio femminile, calcio a 5, beach soccer. Questo è un punto di partenza. Proprio oggi faremo poi a termine la nostra assemblea per programmare, diciamo, le nuove attività. Speriamo di avere più tempo e tanti modi per poterci vedere anche dal vivo. Quest'anno abbiamo visto il discorso Covid, abbiamo anche realizzato dei piccoli, diciamo, filmati tali da poter fornire il servizio anche a chi non può essere presente. Siamo in piena evoluzione.
Abbiamo dunque raccontato questo 2021 di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Abbiamo concluso soprattutto raccontando quella che attualmente è la stagione in corso, la stagione 21-22. Per quel che mi riguarda vi auguro buon anno e vi do appuntamento a martedì 4 gennaio quando per l'occasione rivivremo proprio l'evento più importante di penalty, l'evento dei Penalty Awards. Per l'occasione racconteremo la straordinaria manifestazione che si è svolta a Palma di Montechiaro. Appuntamento pertanto a martedì prossimo e per intanto auguri di buon anno. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Si esce poco la sera, compreso quando è festa. E c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. E si sta senza parlare per intere settimane. E quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione e tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà 3 volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. E ci sarà da mangiare, luce tutto l'anno. Anche i muti potranno parlare, mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore, ognuno come gli pare. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse troppo furbi e cretini di ogni età. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico, e come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi, 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 vedi caro amico, cosa si deve inventare per poter viverci sopra, per continuare a sperare. E se quest'anno poi passasse in un istante, vedi amico mio come diventa importante che in questo istante ci sia anch'io. L'anno che sta arrivando tra un anno passerà. Io mi sto preparando. È questa la novità.